anche se poi abbiamo il ragazzino che viene confermato, ragazzino che deve conquistarsi la stima di tutti, parlo di Kingston, che è convocato anche stavolta, che ha debuttato la volta scorsa, potrebbe rappresentare sempre la grande sorpresa, perché chi lo ha visto giocare sa che si fa trovare spesso in zona gol, e speriamo che possa essere così anche nel calcio dei grandi, a cui lui è già abituato, perché in Gambia giocava nella Serie B gambese quando era un bambino praticamente. Ora è cresciuto un pochino, potrebbe anche debuttare, ma sa già cosa vuol dire confrontarsi con chi è più grande di lui. Eh sì, tra l'altro grande personalità di Kingston quando è entrato durante la scorsa giornata, un'ottima elevazione e tanta voglia anche di far bene con i compagni. Sì, assolutamente sì, ma non è solo che nella primavera sta crescendo bene, quindi guardiamo con occhi particolari la primavera, anche perché ormai il mercato dei grandi non lo puoi più fare. Se non riesci a fare il mercato dei grandi, devi fare quello della primavera e valorizzare i tuoi prodotti. Quindi assolutamente un occhio di riguardo io ce l'avrei per la primavera, perché qualcuno lo aggregherei per continuare il processo di crescita, perché ricordo che non si smette di crescere alla fine della primavera, si continua a crescere. Io dico si dovrebbe continuare a crescere fino alla fine della tua carriera e non solamente fino alla fine della primavera. È proprio così. La Salernitana, che è avversario ostico per il Cagliari, ma comunque molto sentito anche per via delle sfide che ci sono state in precedenza. Ricordiamo l'ultima retrocessione che ci siamo giocati a naso con i Granata Campani, e Salernitana che invece sarà orfana di colui che aveva deciso, che aveva indirizzato il pareggio dell'andata, ovvero Boulaye Dia, che sta vivendo in un clima non eccelso, così come tutto lo spogliatoio, un po' una squadra allo sbando, soprattutto dal punto di vista della coesione, Vitto. Sì, anche se ritornando all'ultimo confronto tra Salernitana e Cagliari in campionato, cioè quello della decisione del Cagliari, devo dire che la Salernitana ha fatto di tutto per farci salvare. Siamo stati noi a non salvarci, quindi non è che abbiano fatto chissà quali grandi cose per evitare la retrocessione, siamo noi che siamo retrocessi al posto loro. Per quanto riguarda Dia, sì, questo è il risultato quando tu trattieni i giocatori anche contro voglia. Dia aveva altre possibilità, non gli sono state date, e quando poi ha cominciato a non giocare è nato questo dissidio. Ma abitualmente diventa una polveriera lo spogliatoio quando le cose non vanno bene, e lì se non sai gestire la situazione, e probabilmente non è solamente Liverani ma anche chi l'ha preceduto a non saperla gestire, ecco che dietro l'angolo ci sono tutti questi problemi, compreso quello che si è trovato costretto a gestire Liverani, perché Dia si è rifiutato di entrare in campo, ma probabilmente il mal di pancia l'ha già iniziato quando aveva mangiato altre situazioni. Eh sì, proprio così. Oltre Dia, che quindi sarà assente, ci sono degli esponenti della squadra di Liverani che comunque temi in maniera maggiore, uno su tutti Candreva sicuramente, ma c'è anche qualcun altro che comunque sta facendo fa vedere delle buone cose in questo campionato. Guarda, Candreva senza dubbio, Candreva è un giocatore eterno, è sempre quello che temo di più, e poi sono curioso di vedere questa coppia di centrali romanisti, Fazio Manolas, esatto, che erano nel passato due giocatori di grande valore, che sono le mosse di Sabatini per tentare di rigenerare anche l'ambiente della Salernitana, ma che sono giocatori che sono rimasti a lungo fermi, e vediamo se la Padula contro questi senatori, contro questi giocatori di lunga militanza, in una sorta di over 40 riesce a vincere la sfida. Secondo me, se andasse più su Manolas che su Fazio a livello di provocazione, potrebbe ottenere effettivamente un nervosismo da parte del centrale importante, perché Manolas tende maggiormente a farsi trasportare dalle sfide personali con gli attaccanti, quindi bisognerà vedere su quali punterà i propri canini la Padula per andare a mordere le caviglie oggi. Speriamo il greco effettivamente tra i due, Vitto. Una formazione che quindi desta anche qualche dubbio per quanto riguarda la Salernitana, che ha inserito dei nuovi interpreti nel corso del mercato di gennaio, uno su tutti Zanoli, ma anche Weissman ha visto poco il campo durante questo torneo, contro un Cagliari che invece cerca nelle sicurezze di formazione quella via per continuare il buon sentiero che si è tracciato nella scorsa giornata con l'Empoli. Scorsa giornata che abbiamo visto non essere protagonista per quanto riguarda gli arbitri alla terna arbitrale. Quest'anno c'è lo stesso aiuto VAR della scorsa, ma l'arbitro è differente, non proprio il migliore delle combinazioni, ma neanche la peggiore, Vitto.
neanche la peggiore, perché arrivano comunque da Roma 1 e Milan 2, chiaramente arrivano dalla sua sezione, ecco la ragione per la quale ci sono protagonisti che abbiamo già visto nel recente passato, ma speriamo che non ci sia bisogno, speriamo che tutto fili secondo quello che il campo racconterà e non ci sia bisogno di dover ricorrere, di dover discutere, di dover magari avere dei dubbi in merito a quello che succede sul campo. Io spero veramente che possa essere una partita in cui il calcio domina, lo sport domina, chi vince perché merita di farlo e finisce per legittimare la sua vittoria sul campo e senza invece interventi arbitrali. Assolutamente, speriamo che sia un incontro pulito sotto tutti questi punti di vista. Ti chiedo una curiosità sull'altra partita, Vito, come vedi questo Sassuolo-Frosinone? Sono due squadre che stanno avendo difficoltà, quale vedi più destinata a ottenere successo oggi? Oggi vince il Sassuolo, sì. Almeno così ho messo nella mia madrigale. Allora bisogna dargli fiducia, dai fiducia al fattore casa in questo caso, mettiamola così. No, al fattore reazione, perché secondo me il Frosinone è una squadra fragile dal punto di vista soprattutto dei gol che subisce. Vedo una partita con over certamente e da questo punto di vista credo anche che il Sassuolo un segno di risveglio lo dia. Non può continuare a essere del tutto negativo e peraltro ha un calendario che potrebbe facilitarla, perché chi ha il calendario più difficile poi nella seconda parte di questo torneo, attenzione, è l'Empoli. Proprio l'Empoli che si stava un po' slanciando più lontano dalla zona di retrocessione, ma che con la scorsa sconfitta poi è ripiombato indietro e probabilmente ha perso una di quelle occasioni delle poche che gli rimanevano in questo finale di campionato complesso. Quindi vedremo un po' come si evolverà, anche perché vi ricordiamo che dalla 13ª posizione ricoperta dal Lecce con 25 punti alla 18ª ricoperta dal Cagliari con 23 ci sono appunto solamente due lunghezze, con il Sassuolo che ha 20 punti e quindi subito dietro pronto a reinserirsi nel caso nella lotta a salvezza. Vedremo come si concluderanno queste partite. Intanto lo stadio lo sento bello caldo, ho visto anche la promozione sui social del Cagliari, volevano un inferno al Santeria per questa all'Unipol Domus per questa partita così importante. Sì, intanto una bella fotografia quella tra Ranieri e Liverani che era mancata, praticamente Liverani in passato, Ranieri in presente, ma i due sono incrociati anche quando erano molto giovani tutti e due, perché Ranieri e Liverani erano due protagonisti del Cagliari in contemporanea. Liverani giocava con la Primavera, Ranieri era l'allenatore della prima squadra e qualche convocazione Liverani l'aveva avuta, quindi al di là di quello che è il passato, insisto nel dire regaliamo sorrisi e vinciamo regalandoci sorrisi senza creare dualismi, senza creare rivalità. Liverani secondo me avrebbe desiderato lui per primo andare bene al Cagliari, non ci è riuscito, ha mostrato tanti limiti, ma non è che si sia comportato in modo negativo nei nostri confronti. Ecco, da questo punto di vista io molto di più addebito a Mazzarri per il modo che aveva di fare. Liverani è un ragazzo giovane, a mio giudizio ha avuto delle grandi difficoltà a guidare una squadra complicata come lo era il Cagliari l'anno scorso. Sì, però effettivamente a livello proprio umano e personale non c'è stato nessuno screzia, per questo bisogna sempre riconoscerle e distinguere anche le rivalità e anche i termini, perché poi effettivamente è un lavoro che sicuramente non voleva andasse così, ma poi effettivamente è stata questo l'output finale. Siamo praticamente pronti, Vitto, stiamo per arrivare quasi a questo Cagliari Salernitana, i giocatori stanno disponendo in campo. Ultimo commento, ti aspetto una partenza flash o vedremo come la settimana scorsa un po' di calma nella gestione del pallone e nell'impostazione? Guarda, io voglio pensare che la volta scorsa sia stato scelto di giocare così per il ritmo che l'Empoli sta a dare al match, per la capacità di controffensiva dell'Empoli. Mi aspetto oggi in casa una spinta maggiore, perché veramente la volta scorsa ero un radiocronista sull'orlo dei nervi, perché era veramente incredibile il ritmo lento, il lancio lungo, la situazione che si è creata. Quindi spero che oggi ci sia una partita piacevole, vera, e ti dico ancora un'altra cosa a testimoniare quello che ti ho detto prima: l'abbraccio tra Nandez e Liverani. Nandez è andato a Liverani ad abbracciarlo, a testimoniare che erano tutti in barca. La barca non aveva più un capitano, ma erano tutti in barca ed erano tutti sulla stessa barca l'anno scorso. Sta iniziando, Andrea, a te. Perfetto, allora noi ritroveremo Vittorio Sanna tra pochissimo per raccontarci in diretta ciò che sta accadendo all'Unipol Domus tra Cagliari e Salernitana, ma prima, come sempre, sentiamo il nostro inno.
passa il vento sulla terra, soffia fitta rosso e blu, di corazze di quattro mari, lo sguardo fiero e forza antica. Cagliari la nostra patria, Cagliari sei il rombo e quella, e la mia squadra rango in più e lotterà. Castello canterà. Il nostro magico inno ci introduce come sempre al match del Cagliari, match che si è avviato qualche minuto or sono. Le due squadre si stanno preparando a questa sfida delle 15 che sarà fondamentale, appunto, come abbiamo detto in apertura, per tutto il discorso salvezza che ne consegue con il risultato di questo match, ma saremo attenti anche a altre partite che si stanno svolgendo in contemporanea con quello del Cagliari, partendo dalla prima che è iniziata, ovvero il match di Premier League tra Manchester United e Everton. Siamo al 71esimo minuto, il punteggio è 2-0 per i Red Devils, padroni di casa. Si gioca anche in Serie B con 3 match iniziati alle 14. Ci troviamo in questo momento all'intervallo in tutte e 3 le occasioni. Il Cosenza e Cittadella sono sullo 0-0, il Modena sta perdendo in casa contro la Feral Pisalò per 1-2, Spezia e Suttirol invece si trovano sull'1-1. Anche il Valencia in Spagna sta giocando in questo pomeriggio di inizio marzo, Valencia che sta vincendo in casa 1-0 contro il Getafe. E poi l'ultima partita che fino a questo momento si sta svolgendo in contemporanea è quella che vi abbiamo già anticipato di Serie A tra Sassuolo e Frosinone, il risultato di 0-0 perché è appena iniziata, così come quella del Cagliari che quindi va a cercare una vittoria importante dopo il successo in trasferta di settimana scorsa. Grande protagonista Jankto, che è stato molto bravo a deviare poi successivamente in porta dopo la respinta del portiere sul primo tentativo di Nandez. Un Jankto che si spera possa essersi ritrovato anche grazie a questo gol e possa essere uno degli elementi più importanti sul quale costruire la salvezza, che poi andrà piano piano messa da parte mattoncino per mattoncino. Vedremo un po' come si comporterà il Cagliari nel cercare di ottenere questo obiettivo così importante. Un Cagliari che ha iniziato con buoni fraseggi in questi primi minuti, già qualche iniziativa per spingersi in avanti, e già Gaetano che si è guadagnato il primo fallo della sua partita. Crediamo sarà indiziato speciale proprio il giocatore arrivato dal Napoli durante il mercato di gennaio, e sarà uno degli uomini su cui la Salernitana dovrà fare più attenzione, perché da quando è approdato in Sardegna ha dato davvero un volto diverso a tutta la squadra allenata da Claudio Ranieri. Noi ci siamo pronti per il primo collegamento, e allora non induciamo oltre, andiamo a sentire la partita tramite la cronaca di Vittorio Sanna. 3 minuti e 0-1 con il Cagliari che ribatte di testa con De Jora, 0-0 il punteggio. Il controllo di Gaetano che tenta di farsi largo, va a destra su Nandez che poi lancia lungo, troppo lungo per Gaetano che comunque non desiste dall'inseguire il pallone. Il retropassaggio di Fazio con Ochoa che allontana in fallo laterale. Due mostri che avevano paura al proprio portiere, Fazio e Manolas, poco fa anche lui, anche quest'ultimo è stato capace di mandare in fallo laterale un pallone del tutto innocuo. E adesso Mina il pallone verso il centro per Dossena a sinistra per Augello all'indietro per Scuffette. Si torna dal portiere per evitare guai e va a rilanciare Scuffette nella zona in cui salta Nandez che non è il più alto, ribatte Fazio, c'è la posizione irregolare in attacco di Gaetano. Il calcio di punizione quindi in favore del Salernitana, almeno mi pare di aver inteso così, che il fuorigioco è del Cagliari, quindi il calcio di punizione è per la squadra ospite. Calcio di punizione che verrà battuto chiaramente nella metacampo della Salernitana, se no non sarebbe fuorigioco. E Fazio che ha ricevuto il pallone, pronto a battere, e calcia lateralmente a sinistra nella zona in cui c'è Bradalic che gli rende ancora il pallone, palla poi verticale, l'anticipo di Zappa su Weisman che gioca in una posizione molto larga a sinistra. Dall'altra parte invece molto più largo si trova Ciauna e centralmente fa il falso neve, in questo caso invece il tanto temuto Candreva. La rimessa con le mani
di Bradaric che va a cercare proprio Ciaunà che dà ancora per Bradaric, poi Weisman viene fermato da Deiola che toglie il pallone anche all'avversario, interviene poi Macumbu, l'ultimo tocco è il suo, la rimessa con le mani ancora per la Salernitana, in zona d'attacco nel settore di sinistra si preoccupa della rimessa ancora Bradaric che è solamente omonimo rispetto al centrocampista che aveva giocato a Cagliari. Eccolo Bradaric che va all'indietro per tentare l'incursione insieme al 25, si tratta di Maggiore, ancora Bradaric, il cross, la palla sfila alle spalle di Macumbu, la calcia via in modo ovviamente Deiola, la recupera al centrocampo ancora Zanoli, imposta sulle storie di destra la squadra ospite, il cross di Candreva, pericolosissimo, la palla che attraversa tutto lo specchio della porta e si spegne direttamente sul fondo. Scontro poi all'interno dell'area del tutto fortuito tra Mina e un avversario, tra i Castagnossi che era andato a cercare il pallone, almeno mi è parso lui, il giocatore che era andato a cercare la palla dentro l'area senza riuscire a trovarla, era proprio lui. Il pallone ancora giocato su Dossena ancora lateralmente per Mina, insomma ridosso dell'area di rigore del Cagliari, pressing alto da parte della Salernitana con Mina che rende ancora Dossena si appoggia ancora una volta a Scuffette largo a sinistra per Augello che controlla, ci sono 4 uomini del Cagliari piazzati nella linea mediana del campo e praticamente nessuno in mezzo al campo per organizzare il gioco, si gioca con 2 linee praticamente, quella di difesa e quella d'attacco. Ancora Mina rende all'indietro ancora per Scuffette con Ciaunà che va in pressing, calcio avanti Scuffette, va a cercare Ianco, ribatte la retroguardia della Salernitana, il pallone è per Deiola a destra, sbaglia clamorosamente il passaggio, stavolta sticca il piede da quadro e il pallone si perde, il fallo laterale. La rimessa in gioco è per la Salernitana quando siamo al minuto numero 7, già iniziato, punteggio 0-0, linea allo studio. E noi ci prendiamo un attimo con la pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brut metodo classico e Rocca Rubia, il Carignano del Sulcis, Cantina Santati, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Santati, training sponsor Cagliari Calcio. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound.
Direttamente in diretta agli studi della Corte del Sole per seguire come sempre il match del Cagliari, oggi impegnato in casa contro la Salernitana. Il punteggio ancora sullo 0-0. Abbiamo sentito Vittorio nel suo primo collegamento della serata, ma intanto vi ricordiamo in apertura le formazioni ufficiali delle scelte dei due allenatori per coloro che sono scesi in campo. Il Cagliari si schiera con un 4-2-3-1, Scuffè tra i pali, Zappa, Mina, Dossena, Augello sono i difensori, il centrocampo diciamo più difensivo è quello composto da De Iola e Macumbu, poi tre trequartisti, Yankto a sinistra, Gaetano al centro e Zappa e Nandez a destra, con la Padula unica punta che cercherà di sfruttare i servizi offerti dai piedi dei più, diciamo così, eleganti giocatori che compongono la linea di tre quarti. Intanto la Salernitana si schiera con un 4-3-1-2, Ochoa a difendere la porta, Zanoli, Manolas, Fazio e Bradaric sono i difensori, Maggiore, Koulibaly e Castagnos sono i centrocampisti, Candreva e Ciauna devono dare supporto all'unica punta Weisman, che però sta spaziando molto su tutto il fronte d'attacco, come raccontato bene da Vittorio in radiocronaca, e quindi sta cercando di non dare punti di riferimento a Ranieri, che avrà preparato la partita con grande attenzione sui precedenti della squadra campana che non vince da 10 partite e ha raccolto appena 2 punti dall'ultimo successo, mentre il Cagliari riduce dalla vittoria esterna con l'Empoli e 3 risultati utili consecutivi, visto il doppio pareggio ottenuto prima a Udine e poi in casa con il Napoli. Vediamo un po' i precedenti tra le due formazioni. Sono 30 i precedenti tra le due compagini, 13 vittorie del Cagliari, 8 pareggi e 9 sconfitte. Il caso del bilancio è ancora migliore, con 14 incontri in cui sono arrivate 8 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta. L'ultima vittoria casalinga contro i Campani risale al maggio del 2016 con il 3-0 casalingo, che chiuse la stagione di Serie B vinta dal Cagliari con le reti di Salamon, Giannetti e Sau. Io mi ricordo anche che in quell'occasione Vittorio aveva tirato fuori la sfera magica, aveva indovinato il marcatore Salamon prima ancora della battuta dell'angolo, poi c'era stato quell'iconico legno e la respinta poi il difensore polacco che aveva fatto tanto bene in quel campionato di Serie B, era andato a siglare la sua rete. Speriamo che oggi sia la volta di Mina per iniziare questo percorso, visto che Dossena i suoi gol li ha anche già portati, è stato veramente bravo in più di un'occasione nell'andare allo stacco di testa. È un dato importante tra le due squadre che negli ultimi 3 incontri si è ottenuto sempre un pareggio, il 2-2 dell'ultima giornata e poi 2-1 precedenti, quindi questo è quanto per quanto riguarda i precedenti tra Cagliari e Salernitana, con il Cagliari che qualche minuto fa era riuscito a segnare la rete del vantaggio annullata per fuorigioco di la Padula che si era presentata tu per tu con Ochoa dopo il lancio di Zappa, aveva superato il portiere e poi Manolas in scivolata, scartandosi anche il difensore, depositando la palla in rete, ma tutto fermo per posizione di offside dell'attaccante peruviano. Naturalmente vi informeremo sulla conferma o meno del VAR, visto anche la presenza del fuorigioco automatico attraverso una serie di telecamere. Potremo presto scoprire se il gol del Cagliari è effettivamente irregolare oppure c'è stato un errore nella decisione del guardalinee, ma Cagliari che comunque prova subito a rendersi pericoloso in avanti con più tentativi di sorprendere una linea di difesa della Salernitana che quando si espone, quando risulta essere molto alta, poi ha difficoltà a tornare indietro e a scalare difensivamente, vista anche la pesantezza dei due centrali che compongono la parte mediana appunto della difesa, che sono Fazio e Manolas, non conosciuti per una grande velocità, anzi Manolas in precedenza nel suo passato anche sì, Fazio non lo è mai stato probabilmente, quindi vediamo un po' e vi daremo aggiornamenti su ciò che succede. Ed è successo che il Cagliari è in vantaggio, la Padula 1-0 della squadra rossoblù sulla Salernitana, fuori gioco che conseguentemente non c'era, è Gianluca La Padula proprio l'uomo più chiamato prima di questa partita, che si doveva sbloccare, che doveva trovare
ritrovare la fiducia e il gol che un attaccante del genere deve sentire, deve avere nelle sue corde. Oggi va a segnare un gol davvero attaccante, tirando poi in alto le braccia, andando ad ascoltarsi il ruggito dell'Unipol Domus, felicissima per rivedere il suo attaccante tornare alla rete. Quindi 1-0 del Cagliari, e ancora una volta, signori, assist di Zappa, che fa un lancio di 30 metri perfetto per l'inserimento di Gianluca Lapadula, che è glaciale nel superare Ochoa in salto con un tocco basso e poi a non farsi prendere dalla fretta sulla scivolata di Manolas e a depositare in porta l'1-0 dei rossoblù. Cagliari in vantaggio dopo 13 minuti. Gianluca Lapadula pone la firma sul match, e questo è l'atteggiamento che ci aspettavamo dalla squadra di Ranieri in questo match day così importante tra le mura amiche. Ma davvero un ottimo gol e un Cagliari che trova la rete del vantaggio già nel primo quarto d'ora, una cosa che è successa veramente in poche occasioni quest'anno. Davvero ottimo l'inizio di Lapadula, che quindi si va subito a prendere quella che è l'obiettivo di giornata, mettiamolo così, perché comunque per gli attaccanti è quello, e speriamo possa contribuire anche ad altre realizzazioni del Cagliari in un punteggio più rotondo da qui alla fine del match. Vediamo un po' di dati che ci vengono forniti dalla nostra guida al campionato. Per esempio il possesso palla, il Cagliari sappiamo essere una delle squadre peggiori, si è recuperata giusto una posizione probabilmente dopo il tiki-taka continuato visto contro l'Empoli, che ha permesso di abbassare il ritmo. Adesso è 19esimo, ultimo c'è l'Udinese, ma la Salernitana non occupa un posto molto superiore, visto che si trova al 15esimo posto rispetto appunto al totale della classifica per quanto riguarda il dato del possesso palla. Due squadre che giocano molto in avanti e cercano anche il lancio lungo come soluzione per andare a ingannare le retroguardie avversarie. L'ha fatta molto bene il Cagliari fino a questo momento, che sta appunto conducendo la gara. Per quanto riguarda gli angoli, invece, le due squadre sono appaiate a metà della classifica. Cagliari con 127 angoli conquistati, mentre la Salernitana 124, appena 3 lunghezze di differenza. Due squadre molto simili, anche per tiri in porta siamo là. Cagliari che negli ultimi tempi sta riuscendo a trovare, anche e soprattutto con l'inserimento di Gaetano, ma anche con una certa fiducia nei propri mezzi, maggiormente la via della rete, almeno il tentativo per andare in porta, mentre la Salernitana si trova alla fine della classifica intera con appena 84 tiri nello specchio e una posizione ricoperta che è tale rispetto a quella che occupa in campionato. Questi erano un po' di dati per farvi immergere maggiormente nel match, un match che, come abbiamo detto, si è già sbloccato con il gol di Lapadula al 14esimo, prima annullato per fuorigioco, visto la partenza di Lapadula molto alla Pippo Inzaghi, a cercare proprio il millimetro per riuscire a evitare finire in posizione regolare. Poi una mossa veramente fredda, glaciale da attaccante vero, dall'attaccante che ci serviva e che speravamo di poter rivedere il prima possibile. Quindi ottime notizie per il Cagliari, oltre che per il gol, anche per l'atteggiamento e la fiducia che un giocatore come Lapadula sta riuscendo a riconquistarsi, e probabilmente riconquisterà con il gol appena siglato. Questo è quanto per quanto riguarda questa prima parte della partita del Cagliari, l'analisi che abbiamo visto nei primi 15 minuti di gara per quanto svolto all'Unipol Domus, una gara sicuramente concentrata che il Cagliari è riuscito a sbloccare con una delle poche occasioni avute, ma che è stato molto cinico nell'andare a realizzare. Noi siamo pronti per sentire direttamente quello che succede all'Unipol Domus e andiamo a farlo tramite la voce di Vittorio Sanna. Per fortuna per Janto la posizione è regolare, perché si è mangiato un gol che bastava per il pranzo di Natale. Praticamente aveva sudato Ochoa, ancora una volta esitante in uscita, e poi va battuto a rete non inquadrando lo specchio della porta. Posizione regolare però in partenza. La rimessa con le mani ora per il Cagliari, che conduce per una rete a 0, la effettua Zappa che aspetta che i suoi si piazzino prima di servire il pallone avanti. C'è Lapadula che gli va incontro, mentre Zappa aspetta ancora, va a cercare Hernandez, il colpo con il tacco, la palla ribattuta ancora nella zona in cui agisce Bradalic insieme al 20 Castagnos, uno dei più attivi della squadra ospite, che si porta però stavolta il pallone in fallo laterale
La rimessa in gioco sarà per il Cagliari nel settore di destra, poco al di là della linea centrale del campo. Se ne occupa ancora Zappa, come hai detto tu, l'autore dell'assist per la Padula. La rimessa con le mani a cercare ancora una volta Gaetano. Tocca per Macumbu cambia direzione, cerca ancora Gaetano da dentro a Zappa, forse fuori gioco. Il cross di Zappa, la palla che viene spedita in calcio d'angolo, vediamo se viene dato il fuorigioco. No, nella posizione regolare probabilmente. Si ripartirà con un calcio d'angolo in favore del Cagliari. Attenzione perché dialoga l'arbitro con la regia, ma no, non mi pare che abbia disdetto il calcio d'angolo. Angolo che sta per battere Hernandez dalla sinistra della porta di Ochoa, mentre mantiene Weisman e Ciamuna in avanti, in questo caso Liverani, costringendo all'indietreggiare di Zappa con Augello e Macumbu che marcano gli altri due uomini. Tutto pronto, si fida dei giocatori che ha in questo momento il tecnico Liverani. Parte il cross, Mina va a colpire di testa ma non riesce a schiacciare, ha tentato la botta con il colpo di testa, in questo caso il giocatore del Cagliari, ma non è riuscito a schiacciare il pallone. Lo ha preso dritto per dritto ed essendo anche molto alto il pallone si è perso 1 metro al di sopra della traversa. Ora fraseggio tra Manolas e Fazio, il pallone da Manolas a destra nella zona in cui agisce in questo caso Zanoli è ancora in avanti per Castagnos, di prima Koulibaly e poi lancia a sinistra per Candreva. Scatta Candreva, una posizione di ala, entra in area del lato corto, ancora Candreva, il cross basso, chiude molto bene Mina, mandando in fallo di fondo e quindi in calcio d'angolo, angolo in questo caso per la Salernitana. I minuti nel frattempo scorrono, angolo che verrà battuto dalla destra di Scuffette, ma c'è la posizione irregolare suppongo, perché Scuffette raccoglie il pallone, si prepara a rimettere in gioco, a battere questo calcio di punizione, d'accordo con l'assistente, ha posizionato il pallone laddove era partito, in questo caso Candreva, che probabilmente era al di là di tutti i difensori, vista la decisione che è stata assunta dal direttore di gara. 21esimo minuto, calcia in questo momento il portiere del Cagliari, va a cercare la Padula, stacca Fazio, ribatte, manda in fallo laterale, parata di Ranieri, palla porta poi a Zappa pronto a effettuare ancora la rimessa con le mani su lungolinea, gira Nandez, scatta la Padula ma la palla è ribattuta, ancora Gaetano di testa, Nandez fa rimbalzare il pallone, lo dà a Zappa che indietreggia la linea per lo studio. Eh sì, quindi Cagliari che continua il pressing, davvero incredibile l'occasione di Janko, fortunatamente per lui era in fuorigioco, ma davvero Cagliari che cerca di sorprendere velocemente la difesa della Salernitana. Noi invece ci prendiamo un attimo di pausa e lasciamo spazio ai nostri sponsor. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Cifadda scende in campo! Vernici, arredo, casalinghi, giardino, bricolage, tutti i reparti schierati per una partita vincente! Cifadda, partner ufficiale Cagliari Calcio.
Chiedi la tua consulenza gratuita su energit.it. Veniamo a casa tua in tutta la Sardegna per una consulenza gratuita e per parlare di bollette più leggere, di fotovoltaico, di un impianto più efficiente. Energit, l'energia della tua terra. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante Brut metodo classico e Terre Brune Carignano Superiore DOC, il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta per seguire il match tra Cagliari e Salernitana che si sta svolgendo oggi all'Unipol Domus. Ricordiamo il punteggio di 1-0 per il Cagliari, la rete di Lapadula al 14esimo che ha sfruttato molto bene un suggerimento lungo di Zappa, andando poi a scartare prima il portiere e successivamente Manolas in scivolata, depositando il pallone nella porta sguarnita. Salutiamo il nostro Mauro da Quartu, un caro saluto a tutti. Forza Cagliari, dobbiamo osare, effettivamente è quello che volevamo vedere da questa squadra nei minuti iniziali, una squadra sicura dei propri mezzi che cercasse di attaccare la Salernitana con le proprie peculiarità e cercando di andare a mettere in risalto le proprie qualità, e questo è il risultato che stiamo vedendo in campo, perché effettivamente un approccio alla gara del Cagliari che dobbiamo dire essere molto positivo, nonostante una Salernitana che cerca ha cercato in più di un'occasione di mettere paura alla porta difesa da Scuffè, soprattutto dei cross sul fondo che hanno attraversato tutta l'area di rigore, quindi davvero pericolosa la squadra campana, che ora dovrà cercare in tutti i modi di arrivare al pareggio, lasciando anche qualche prateria in più per le ripartenze del Cagliari, che ogni qualvolta riesce a recuperare palla in zona pericolosa con la difesa ospite tutta sul centrocampo cerca di innescare le proprie frecce. Una soprattutto di Gaetano, ma in precedenza abbiamo visto sia la Padula che anche Jankto essere ispirati da uno dei suggerimenti della difesa della squadra rossoblù che quindi continua a giocare la sua partita, cercando di aspettare il momento in cui la Salernitana si scopre in maniera maggiore. Vedremo un po' se riuscirà a sorprenderla nuovamente già nel corso di questo primo tempo. Dobbiamo dire si tenta tanto la soluzione dal lato, c'è un giro palla importante tra i centrali e i terzini, poi appena viene liberato uno dei due esterni dal pressing da Salernitana, che quindi ha lasciato qualche uomo più in avanti e qualcuno in meno in copertura, si cerca di sorprendere la retroguardia avversaria con un bel lancio dietro le linee. Effettivamente in più di un'occasione si è fatta trovare impreparata la squadra di Liverani. Tra l'altro, se poi andiamo a controllare effettivamente come il Cagliari subiva gol nella scorsa stagione, mi ricordo in assoluto una delle prime partite in cui avevamo subito due gol identici sempre andando oltre la linea, e quello era il Cagliari di Liverani. Effettivamente oggi stiamo cercando di sfruttare le stesse debolezze che in un passato ci appartenevano. Continuano a giocarsi i match in contemporanea in giro per l'Europa. È terminata la partita tra Manchester United e Everton, 2-0 il finale, non è cambiato niente rispetto a quando ve l'abbiamo presentata, e quindi match che è continuato a scorrere secondo i binari che si erano già tracciati nel corso della prima metà. Il Cosenza qualche minuto fa ha rischiato di passare in vantaggio sul Cittadella, mentre il Modena trova la rete del 2-2 contro la Feral Pisalò in casa, e il punteggio quindi torna a essere in equilibrio quando ci troviamo al 65esimo. Allo stesso minuto anche per quanto riguarda Spezia e Südtirol ci troviamo in equilibrio, ma stavolta per 1-1. Valencia e Getafe si trovano ancora sull'1-0 quando ci siamo al
70°, mentre Sassuolo e Fiorentina siamo al 28°, ancora 0-0. Si è fatto male Valeri per il Frosinone, che è stato sostituito al 9° minuto da Lirola, e invece è stato ammonito Torsvert per quanto riguarda il Sassuolo. Torsvert che non aveva avuto una partita fantastica neanche a Cagliari in quel mitico 2-1 di questa stagione, in cui si è recuperato il Sassuolo e si è andato a trovare 3 punti importanti tutti nel recupero. Davvero partita fondamentale per quanto riguarda il campionato. Intanto giocatori della Salernitana un po' leggeri nei contrasti, e questo dobbiamo notarlo effettivamente, però sempre nel campo delle regole del gioco. Qualche minuto fa rimasto a terra Bradaric dopo uno scontro con Nandez, scontro duro, salto di testa, ma non c'è stata particolare irregolarità, solo forse un po' più di intensità da parte del Leon, che sappiamo essere davvero forte e prestante quando c'è da ottenere un risultato e quando c'è da spingere per i colori della squadra sarda. Quindi Cagliari che continua a fare il suo match, è un match abbastanza equilibrato. Dopo una prima parte in cui si è cercato maggiormente di offendersi, c'è stato un assestamento, diciamo così, con il Cagliari che tiene molto il possesso della palla, e la Salernitana che invece ogni qualvolta la ottiene, andando a pressare veramente alto e con tanti uomini, cerca di innescare i suoi attaccanti per mandarli all'1 contro 1 o di trovare il fondo con i suoi esterni. Cagliari che invece attende gli ospiti che, come abbiamo detto, sono molto alti, e Cagliari che cerca la soluzione del lancio lungo per velocizzare tutta quanta l'azione e mandare in porta i propri uomini con più facilità. Quindi vedremo se questa soluzione, che fino a questo momento ha portato al gol dell'1-0 dei sardi, potrà essere riutilizzata con successo anche successivamente. Qualche minuto fa bella la ripartenza del Cagliari, che però non è riuscita a sfruttare al meglio la propria azione offensiva. Molto bravo a giostrare palla velocemente con Gaetano, che aveva trovato sull'out di sinistra, se non sbaglio, l'inserimento di Yankto, che è andato a calciare però sull'avversario, tiro murato, e palla che poi non è stata rispedita verso la porta della difesa da Ochoa, che fino a questo momento ha subito solamente la prima rete di Lapadula. Quindi siamo nella parte centrale, quasi nel secondo terzo di primo tempo, con un Cagliari che continua a giocare in modo calmo e concentrato. Intanto noi ci andiamo a vedere un po' di statistiche per staccarci un po' dal canovaccio che si sta vedendo in scena all'Unipol Domus. Precedenti tra i due allenatori, con Ranieri che ha allenato contro la Salernitana in 2 occasioni, in cui è arrivata una vittoria e un pareggio, quello dell'andata di quest'anno. L'Inverani invece ha sfidato il Cagliari in 3 occasioni, in cui ha trovato 3 pareggi. Pensate un po', così come gli ultimi risultati tra Cagliari e Salernitana. I due tecnici invece si sono affrontati in solo 2 eventi, con una vittoria per Ranieri e un pareggio. Questo per quanto riguarda i precedenti tra le 2 formazioni che oggi sono in campo e sono presenti all'Unipol Domus. Si stanno dando battaglia per una sfida salvezza davvero importante. Qualche minuto fa, primo tiro nello specchio della Salernitana, con un bel sinistro, se non sbaglio, dal limite dell'area. Ottima l'intervento di Scuffè, che ha mandato via il pallone, allontanando qualsiasi pericolo e facendosi trovare pronto al primo vero squillo della formazione campana, che è andata alla conclusione verso la porta. Cagliari che quindi deve dare un po' più di aggressività per cercare di trovare la seconda rete già nel corso del primo tempo. Sarebbe un gol importantissimo, soprattutto dal punto di vista mentale, perché poi ti consente di andare negli spogliatoi con un vantaggio strumentale di 2 reti e poter organizzare il secondo tempo per cercare magari il terzo e chiudere la partita, ma sicuramente con più calma e con una maggiore precisione e concentrazione. Vedremo se sarà così o meno. Intanto un po' di curiosità: nelle 2 squadre ci sono pochissimi ex, appena uno, ed è il nostro secondo portiere Radunovic, che aveva avuto un'esperienza in prestito alla Salernitana in precedenza. Mentre per quanto riguarda gli infortunati, Cagliari che non ha a disposizione Pavoletti, Petagna, Luvumbo, Suleiman e Mancosu, mentre la Salernitana Boateng, Gyongber, Pierozzi e Pirola. Questo era il recap dell'infermeria delle 2 formazioni oggi in scena in questo match per quanto riguarda la 28esima giornata del campionato di Serie A. Abbiamo visto un po' le preparazioni, abbiamo già parlato di come si è affrontata la gara in questa prima parte, ma andiamo a viverla questa gara direttamente con la cronaca di Vittorio Sanna. Tambureggiante il Cagliari in attacco, ma non è riuscito a trovare la via del gol, e adesso
sta impostando nuovamente con il primo portiere Scuffet, il rilancio lungo nella zona centrale va a saltare Gaetano, il colpo di testa di Fazio, rientrava Candreva, la posizione però non è segnalata irregolare. Scuffet può andare a raccogliere il pallone e servirlo immediatamente a Dossena, si gioca come se fosse tennis tavolo senza utilizzare il centrocampo, quindi lanciando palloni avanti. Ora Macumbucci tenta, ma indietreggia, tira il pallone e dà indietro ancora per Mina, da Mina a Zappa, ancora poco fa Autole di un ottimo cross all'interno dell'area, poi la Padula, va a vuoto Fazio, arriva Gaetano, la rovesciata, l'intervento di Deiola, ma c'è l'intervento dell'arbitro perché c'è un giocatore a terra, si tratta di Manolas che si è scontrato con Gaetano e l'arbitro ha interrotto il gioco. Manolas che è andato alla caccia del pallone, nessuno lo ha toccato, praticamente è caduto da solo Manolas e si è fatto male nel cadere, ma non è stato certo Gaetano a toccarlo, anche se Gaetano rimane in zona e c'è anche l'arbitro che redarguisce nel frattempo Fazio. Vediamo a chi rende il pallone il direttore di gara, va verso Nandez, si avvicina anche Candreva, il pallone è da scodellare secondo lui, è stato negato praticamente la palla alle due squadre per soccorrere un giocatore che peraltro non aveva né battuto la testa né altro, ha interrotto il gioco secondo me in modo incauto, in questo caso il direttore di gara. 35esimo minuto, ecco che il pallone viene reso al Cagliari, il Cagliari che lo dà all'indietro e lo dà verso Mina per Zappa, eccolo pronto a lanciare, pallone che ritorna ancora a Mina che lancia avanti, era in fuorigioco la Padula, il colpo di testa con rimpallo e Fazio che tenta di superare Nandez, riesce a servire su Zanoli, lotta in questo caso Nandez, procura fastidio, Ianco di prima per la Padula, posizione regolare, può allargare a destra per Nandez che può andare al cross cercando Ianco dall'altra parte, il tentativo di controllo, la palla si impenna nella zona di Augello che lotta con Ciaunà che tenta di andare via, l'ultimo tocco è di mano da parte di Augello, la rimessa, anzi il calcio di punizione è per la Salernitana che ha già battuto con Koulibaly che ha ricevuto, ecco il controllo, il passaggio a sinistra nella zona di Bradari, ci siamo ancora nella metacampo del Cagliari, della Salernitana, all'altezza della zona difensiva, quindi il pallone dato in avanti a scavalcare la linea mediana per Weisman che poi è costretto a indietreggiare, eccolo il giocatore che poi cede centralmente addirittura per Manolas a destra nella zona in cui c'è Zanoli a portare avanti il pallone, incrocia con Candreva controlla, si volta, poi cede ancora a Koulibaly, da questi al centro nella zona in cui agisce ancora Maggiore allarga a sinistra per Bradaric, 20 metri, punta Nandez, ancora Bradaric, sposta il pallone, il cross col destro, la palla è ribattuta nella zona in cui va immediatamente la Padula, attaccata da Fazio, il passaggio indietro per Ianco, da Ianco ad Augello che accelera la falcata nel duello con Candreva, si porta il pallone in fallo laterale. Augello anche oggi non è una bella partita quella che finora ha giocato, manca la forza fisica, manca il passo, manca in questo momento anche la precisione e in questo caso è stato facile per il giocatore del Salernitana andare a recuperare. 36 minuti e mezzo, sempre Cagliari in vantaggio per una rete a 0 grazie al gol all'11° della Padula lì nello studio. Sì, quindi Cagliari che continua a condurre in questa prima frazione, speriamo possa continuare con questo mood anche per quello che rimane da giocare in questo match. Dobbiamo dire l'errore di Augello di un po' di sufficienza anche nell'andare ad affrontare il pallone, andare a tentare di superare il diretto avversario. Qua è mancato un po' l'apporto dell'ex Sampdoria che alterna buone prestazioni a qualcuna un po' più negativa. Cambia qualche risultato in giro per l'Europa, partiamo dai match che riguardano il nostro paese, ma un campionato differente, quello della Serie B, perché lo Spezia è tornato ad acquisire il vantaggio in casa contro il Südtirol, il punteggio che è sul 2-1, è un gol importante visto anche il fattore casa, visto anche la situazione dello Spezia che non è delle migliori dopo la retrocessione della scorsa stagione, non sta vivendo assolutamente un buon campionato di Serie B da appena tornate, quindi una squadra che deve cercare in tutti i modi di fare punti. Cagliari che aveva trovato invece la via del 2-0 ma bloccato nuovamente per fuorigioco con Gaetano che si era mosso alle spalle dei difensori, è arrivato a tu per tu con Ochoa, è riuscito a batterlo con un tiro preciso, anzi potente e
centrale, ma tutto bloccato per fuorigioco, e probabilmente stavolta il fuorigioco c'è, perché anche nel replay veloce visto a velocità normale appunto si vedeva che Gaetano aveva qualche metro di vantaggio sui difensori, ma come sempre vi aggiorneremo se effettivamente ciò verrà confermato o meno. Intanto vi stavamo dando i punteggi dalle altre partite in giro per l'Europa. Dopo il vantaggio dello Spezia segnato in Lipsia 1-0 in casa contro il Darmstadt, e il Colonia in casa del Mönchengladbach, fuorigioco confermato, e quindi 2-0 che deve essere tornato a ricercare per quanto riguarda il Cagliari, che comunque con queste trame, con questi suggerimenti alle spalle dei difensori sta riuscendo a mettere in difficoltà la Salernitana. Molte le occasioni create nel corso della prima metà, tutte sul filo del fuorigioco. Anche il gol era stato inizialmente annullato proprio per posizione irregolare, ma successivamente si è vista l'abilità di Lapadula nel mantenersi in linea con la retroguardia avversaria e quindi farsi trovare in una posizione appunto valida per andare poi a giocare il pallone. Cagliari che deve continuare a provarci, che deve continuare ad andare in avanti per trovare e siglare la rete del 2-0. Intanto vi informiamo su qualche cambiamento che c'è stato nell'altro match salvezza che si gioca in contemporanea tra Sassuolo e Frosinone. Non è cambiato il punteggio, c'è stato solamente un altro giallo sempre per il Sassuolo, giallo per Doig, quindi 2 le ammonizioni per la squadra di casa che oggi se la sta vedendo contro appunto i ciociari giallo-blu. È un Sassuolo che deve trovare maggiore sicurezze, ma chi trova sicurezze è il Cagliari. Stavolta tutto regolare, 2-0 dei rossoblu. Gaetano fenomenale anche stavolta, riesce a recuperare il pallone servito molto bene dai centrocampisti, entra in area e non se la fa togliere mai, supera i suoi avversari e poi deposita la rete del 2-0. Importantissimo questo gol di Gaetano, che dopo aver sfiorato la realizzazione personale con il gol annullato qualche minuto or sono è riuscito a trovare il vantaggio. Contropiede fulminante delle Cagliari, come abbiamo detto ha cercato di sfruttare al massimo gli spazi. Bellissimo il suggerimento di Nandez per l'attaccante, anzi il centrocampista arrivato dal Napoli a gennaio, supera il diretto marcatore destro a giro sul secondo palo, nulla da fare per Ochoa, e 2-0 per il Cagliari. Grande Gaetano che quindi raddoppia il vantaggio rossoblu in casa alla Salernitana quando siamo sul finire del primo tempo. Noi ci prendiamo un attimo di pausa e poi viviamo la parte finale di questi primi 45 minuti con la cronaca di Vittorio Sanna tra pochissimo. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound.
È un Cagliari che conduce quindi per 2-0 quando siamo verso il tramonto del primo tempo. La rete di Gaetano qualche minuto or sono, davvero importante dopo il gol annullato allo stesso Gaetano qualche minuto prima per un fuorigioco che era assolutamente netto di oltre un metro. Qualche minuto dopo ennesimo contropiede del Cagliari, giostrato veramente in maniera magistrale da Nandez, che poi è andato a servire il suo compagno con uno scavetto invitantissimo. Gaetano che ha portato giù il pallone, ha puntato l'avversario, si è spostato la palla sul destro e poi è andato a calciare sul secondo palo con Ochoa che non ha potuto far niente sulla conclusione del numero 70 cagliaritano, che è arrivato, come abbiamo detto in precedenza, durante il mercato di gennaio. Ha dato un po' più di linfa, un po' più di estro alla formazione allenata da Claudio Ranieri, che in lui sta trovando il faro a cui ispirarsi e su cui costruire poi le azioni più importanti, e lo sta facendo anche con una certa fiducia di gioco, perché vediamo dei gesti tecnici eseguiti anche con la tranquillità nella mente di chi sta conducendo la sua partita secondo i suoi mezzi, di chi sa di avere le potenzialità per fare questa partita. La sta affrontando con lo spirito giusto. Speriamo possa continuare così anche per il tempo che rimane fino alla fine del match, perché fino a questo momento dobbiamo dire abbiamo visto un ottimo Cagliari in campo contro una Salernitana che invece ha cercato in maniera un po' più raffazzonata di andare a offendere i giocatori rossoblù. In qualche occasione ha anche rischiato di farlo con dei cross davvero pericolosi verso il centro dell'area. Fortunatamente nessuno è stato tanto rapido e tanto bravo da sfruttarli al meglio quando poi questi si sono presentati. Dobbiamo dire il gol del Cagliari nasce dalla linea di fondo difesa da Scuffè, con un recupero sulla linea di fondo sul cross della Salernitana, un Nandez che prende palla e corre, un Gaetano che invece è freddissimo nell'andare a superare il diretto marcatore e a battere invece poi verso la porta difesa da Ochoa, superandolo per la seconda volta in questa partita. Una partita che continua a evolversi, con la Salernitana che si attaccherà in maniera più veemente per cercare di rimettere in piedi il risultato, ma noi andiamo a farci raccontare, a viverci questi minuti finali di primo tempo tramite la cronaca di Vittorio Sanna. Questo minuto, un solo minuto di recupero con il pallone che finisce ora in fallo laterale, la rimessa in gioco, qualche problema per Gaetano, speriamo non si tratti di nulla di grave, ma Gaetano leggermente zoppica e non è escluso che abbia aspettato per l'intervallo e quindi per poter essere eventualmente sostituito, se non ce la fa, nel corso appunto dei 15 minuti di riposo. Calcio di punizione ora per la Salernitana, 30 secondi per portare in porto questa azione d'attacco per la squadra ospite. Bradalic insieme a Castagnos sul pallone, vediamo un po' chi andrà a calciare, mentre si scadono due giocatori in particolare, uno è Viola e l'altro mi pare sia Olistanio. Vediamo un po' adesso invece questo calcio di punizione col tocco. Parte Bradalic, il cross, il colpo di testa di Fazio, il pallone che termina al lato alla sinistra del portiere, scade nel primo minuto di recupero col Cagliari in vantaggio per 2-0, l'arbitro fischia, si fa consegnare il pallone, il primo tempo si chiude col Cagliari in doppio vantaggio sulla Salernitana. Meglio non poteva essere alla fine dei primi 45 di gioco, mentre Nandez guarda in cagnesco qualcuno, non ho capito chi. Nel frattempo Gaetano parla invece con il medico, non so a proposito di che cosa. Ecco che Gaetano comunque viene portato agli spogliatoi accompagnato dal dottor Scorcu, mentre tutti gli altri recuperano la posizione per guadagnare lo spogliatoio. Quindi il primo tempo che si chiude sul punteggio di 2-0 per il Cagliari, come ho detto, un risultato eccellente per la squadra cagliaritana, grazie ai gol di Lapadula e Gaetano, tutti e due sono andati in gol, tutti e due con azioni di rimessa, con Lapadula capace di dribblare praticamente mezza squadra avversaria e Gaetano di dribblare il giocatore che gli è andato incontro sul contropiede che aveva impostato Nandez. Molto bene, perché effettivamente la partita ha avuto pochi momenti di grande gioco. Un altro momento importante per il Cagliari è stato un tambureggiante assalto poco prima del gol di Gaetano, ma il risultato penso sia assolutamente legittimo, se non il 2-0 ma almeno il vantaggio è certamente nelle corde della partita, ma anche perché nello specchio della porta la Salernitana ha calciato una sola volta con Ciauna
e in quel caso Scuffetti è stato molto molto attento. Sì, un Cagliari davvero organizzato, possiamo definirlo, per quanto riguarda questi primi 45 minuti, perché la sensazione che si è vista, almeno vedendo la partita da fuori, è di una squadra che sa di dove e come poter offendere e conosce le proprie qualità, non le disconosce più, crede in se stessa, e quindi anche con quel po' di fiducia nel tentare la giocata è andata a mettere in difficoltà una Salernitana che è parsa poco, è parsa molto confusionaria e con delle idee discordanti tra proprio reparti stessi. Sì, un po' raffazzonata, insomma, potremmo tranquillamente dire, perché molte volte ha fatto con grande volontà il suo compito, ma non ha mai concluso in modo lineare. È una buona volontà che è fine a se stessa, il Cagliari deve stare attento e ripartire con l'efficacia che ha mostrato in questo primo tempo, un Cagliari molto pragmatico, come d'altronde avevamo visto ad Empoli, e vedremo se riuscirà a gestire ancora questo e se riuscirà anche piano piano a sciogliersi, tanto da proporre magari anche un gioco più continuo, cosa che non si è vista costantemente, perché molte volte ci si è affidati ancora una volta al lancio lungo, saltando il centrocampo. Anche nel numero di tiri ha tirato di più la Salernitana, ma non nello specchio della porta. Presso palla 66% per la Salernitana, 34% per il Cagliari, e anche la rete dei passaggi 218 la Salernitana, 97 quelli del Cagliari. Questo la dice lunga sul tipo di partita in cui ancora una volta il Cagliari ha scelto di lasciare che la squadra avversaria si possa sfogare per tentare di essere molto pratica, andare in verticale addirittura con lancio lungo e tentare di ferire alle spalle dell'avversario. E oggi un po' di più delle altre volte ci sta riuscendo, anche a causa di non so se hai sentito durante il commento, recitato un po' come prendevamo gol l'anno scorso con Liverani, con molti palloni messi dietro la difesa dal lato, quasi a giro, che riuscivano a trovare l'attaccante da solo in mezzo ai due centrali. Oggi stiamo cercando di fare la stessa tattica che l'anno scorso ci condannava. Sì, è esattamente così, ma d'altronde poi alla fine sta diventando un Cagliari molto pratico, ripeto, in questi scontri diretti, e speriamo che possa continuare da qui al 1° aprile con i medesimi risultati, perché serve mettere in cascina questi punti, poi vedremo un po' di pensare a tutto il resto successivamente. Intanto godiamoci questo 2-0, godiamoci questo risultato e tentiamo magari di arrotondarlo oltre che di proteggerlo. Sì, un secondo tempo che dovrà essere indirizzato proprio a quello. Ci scrive Dino Dall'Odi: bene il risultato, non si lascia troppo spazio alla Salernitana, anche se mi sembra che soffriamo a centrocampo un pochino. C'è questa sensazione l'hai anche tu, Vitto? Ma che soffrire non ce l'abbiamo proprio il centrocampo, diciamo che lo utilizziamo quasi esclusivamente per difendere. Il fatto stesso che il numero di passaggi sono quelli che abbiamo detto, tocchi totali, pensate, 14 la Padula, 52 da parte di Ciaunà, per intenderci, su quello che praticamente vediamo in campo. E ripeto, è un modo di giocare molto speculativo, efficace, perché stai vincendo, e quindi teniamoci questa efficacia. Altre volte abbiamo giocato bene e perso, diciamo che stiamo riprendendoci un po' qualcosa che abbiamo lasciato per strada in termini di credito. Assolutamente sì. Intanto ci scrive il nostro Alessio col suo Forza Castedo, mandandoci una bellissima foto dallo stadio, così che anche io possa vedere l'atmosfera di cui parlava Vittorio, e il colpo d'occhio è davvero bello, è uno stadio bello gremito, contento, che sta supportando la squadra. In questo primo tempo c'è stato anche una grande spinta da parte dei tifosi, Vitto. Sì, assolutamente sì, ma d'altronde poi quando le cose vanno bene è ancora più facile poter sostenere il pubblico. Il gol è arrivato quasi subito all'11°, questo ti ha permesso di non avere particolari ansie, di poter giocare il resto anche con maggiore serenità, perché in caso di 0-0 la stessa partita magari non sarebbe stata tollerata così facilmente, fino a che non è arrivato addirittura anche il raddoppio. Quindi ripeto, sta andando tutto per il verso giusto fino a questo momento, e dobbiamo farlo continuare così, diciamo questo, Vito. Dobbiamo metterci un po' del nostro per far sì che poi questo sia anche il mood, l'ispirazione nel corso del secondo tempo. Uno dei più positivi in questo primo tempo Zappa, dobbiamo dire, che soprattutto con questo assetto di ripartenza e questa voglia di trovare il fondo e la profondità con grande velocità si sta trovando a meraviglia. Sì, Zappa sta facendo molto bene. Nel frattempo ti dico che sta scaldando Shomurodov, quindi probabilmente ci sarà un cambio. Non escludo che possa uscire Gaetano anche, sì, considerato che stava zoppicando.
Shomurodov o La Padula a questo punto, perché il ruolo è quello di La Padula. Si sta scaldando forse anche con la medesima intenzione, mi pare che sono mandato a scaldarsi con la medesima intenzione anche Oristanio, che ha smesso di giocare con Viola, ha ripreso adesso, quindi solamente Shomurodov fino a questo momento, quindi è molto probabile che possa essere La Padula il giocatore ad uscire. E se invece uscisse Gaetano e Ranieri volesse impostarla con un 4-4-2, quindi portando un po' più in largo Jankto sulla linea di De Jong e Makumbu e Nandez andando a fare la stessa cosa sulla destra? Può darsi, anche questa è una bella soluzione, considerato che poi Gaetano comunque ha giocato quasi alla seconda punta, quindi ci può stare anche questa potenziale interpretazione. Vedremo come sarà e vedremo poi se ci saranno altre scelte da parte della panchina. Oristanio, Viola, sono tante, comunque c'è qualche alternativa soprattutto dal punto di vista offensivo per giostrare in maniera che vuole Ranieri il match nel corso della seconda metà, e speriamo possa uscirne poi effettivamente vincitore da questo confronto con i campani nei 90 minuti che valgono davvero tanto per il resto della stagione. È un primo tempo comunque in cui comunque abbiamo un po' sofferto soprattutto il fondo, quando riescono ad arrivare sul fondo i salernitani riescono ad essere pericolosi. Qualche cross che ha attraversato tutta l'area poteva essere molto più pericoloso, lì ci deve essere più attenzione, Vito. Assolutamente sì, bisogna stare allerta, perché comunque sia la partita non è finita, la Salernitana sente il fuoco sui piedi e chiaramente tenta di fare il suo per tutto per riaprire il match e tentare di tornare in partita. E la disperazione molte volte è da controllare, perché è una reazione che ti può portare anche, e noi lo sappiamo perché molte volte abbiamo seguito allo suo modo la partita. C'è una curiosità piuttosto, che il Cagliari ha irrigato il campo, malgrado le piogge di questi giorni non ne capisco la ragione, e probabilmente preferisce avere un campo un po' più pesante che un campo invece ideale, perché comunque sia le piogge di questi giorni hanno detto che il campo non deve essere certo asciutto, non è asciutto, e quindi è curioso che siano accesi gli irrigatori, a meno che non ci sia stato qualcuno che l'abbia fatto in modo del tutto involontario. Ma c'è sempre l'errore, c'è sempre quella percentuale comunque effettivamente in questi casi. È cambiato uno dei risultati per quanto riguarda la Serie B, è andato in vantaggio al 93esimo la Feral Pisalò in casa del Modena. Feral Pisalò tra l'altro che custodisce, Vito, due ex, uno in prestito e uno invece che era il nostro capitano Cepitelli, con la Feral Pisalò che con Kurfalidis sta facendo molto bene. Ecco, Kurfalidis l'anno prossimo potrebbe rientrare a Casanbase ed essere una risorsa importante per il Cagliari. Guarda, non vorrei sbagliarmi, ma c'è anche Sau nella Feral Pisalò, forse è fortunato, ma c'è anche Sau oltre a Kurfalidis e Cepitelli. Sì, Kurfalidis potrebbe anche rientrare, sta facendo un campionato di grande esperienza, è un giocatore cresciuto nel nostro stagionale almeno negli ultimi anni, acquistato giovane. Dai, parliamo di queste cose, perché tutto sommato secondo me c'è una nuova strategia nella Serie A, cioè le squadre tra virgolette che non possono permettersi grandi cifre preferiscono fare il mercato con i ragazzi della primavera e prendere o in primavera o addirittura ancora prima, quando sono alle soglie tra allievi e primavera, dei giocatori promettenti in giro per il mondo da associare a quelli che hanno il professionale giovanile per farli crescere in casa e averli da grandi già pronti. Sì, e vedremo se sarà così con Kurfalidis nel corso della prossima stagione. Kurfalidis che tra l'altro in 19 presenze ha portato a casa 3 gol e un assist, quindi tanta roba. E comunque ti confermo sì che è infortunato Marco Sau, ma è presente all'interno della rosa della Feral Pisalò, quindi 3 gli ex in questa squadra di Serie B che oggi sta ottenendo un successo importantissimo in casa del Modena per 3-2. Successo importante che sta maturando anche l'Unipol Domus, come abbiamo detto, per il Cagliari. Dobbiamo dire in difesa Mina e Dossena hanno fatto passare il meno possibile, forse ci serve un po' più attenzione sui calci piazzati, perché abbiamo visto la Salernitana in 2 o 3 occasioni riuscire ad andare a colpire di testa e essere anche pericolosa. Bisogna ci serve più attenzione sugli esterni, soprattutto dalla parte di Augello, e qualche volta si è entrati e da quella parte bisogna proteggere meglio. I 2 centrali stanno garantendo che veramente grande qualità, grande capacità di tenere il confronto con gli avversari e stanno diventando un punto di forza di questo Cagliari, quindi teniamoceli stretti e speriamo che
continuino a reggere come stanno reggendo fino a questo momento. Eh sì, intanto l'altra partita è ancora sullo 0-0. Vito, ci avevi promesso over, gol, tutto 0-0. Non è finito, secondo tempo accendiamo i fuochi d'artificio. Impazzisce, dici, sta solo Frosinone nel corso della seconda metà. Vedremo se poi effettivamente sarà così. Vi terremo aggiornati su tutto quanto. Noi siamo quasi pronti per vivere questo secondo tempo. Ci vuole subito concentrazione, anche perché il Cagliari è una delle squadre che subisce più gol nel quarto d'ora di rientro dopo la pausa del primo tempo. Oggi dobbiamo migliorare anche in questo per far capire che è un'altra squadra quella che si sta approcciando per cercare di arrivare alla salvezza. Sì, anche il cambio mi piacerebbe se fosse Shomurodov per Gaetano, perché è controtendente rispetto a quello che abbiamo visto molto spesso nel corso di quest'anno, quando tendevamo a proteggerci invece che ad esporre i nostri attaccanti. Quindi l'ingresso di Shomurodov sarebbe dare maggiore peso all'attacco e quindi preoccupare maggiormente la Salernitana, che non è imperforabile, soprattutto nella zona centrale, dove Manolas e Fazio fanno veramente grande fatica. Sì, sono due giocatori esperti che possono portare sicuramente conoscenza e tempi e anche esperienza a tutto quanto il reparto per far crescere magari anche i giovani salernitani, ma non il massimo della velocità, e l'abbiamo visto in più di un'occasione quando si sono dovuti confrontare con i contropiedi del Cagliari, per fortuna nostra dobbiamo dire e precisare in tutto questo. Vittor, le squadre stanno rientrando in campo, siamo quasi pronti? Non ancora, c'è anche un giocatore della Salernitana che si scalda in modo convincente, è Pirola, mi pare di capire, sì, è proprio lui, giocatore del 2002 con il numero 98, è probabilmente un attaccante, lo vedremo tra poco in campo. A mio giudizio manca un attaccante nella squadra della Salernitana, che ha giocato con Weissman, che non è un attaccante vero, anzi ha giocato laterale, ha giocato con Candreva che spaziava, Ciauna che stava molto largo sul settore destro, quindi è molto probabile che Liverani stia pensando ora a Pirola per questo secondo tempo. Però infatti si sta svestendo. Pirola sì, esterno di difesa, esterno difensivo, quindi probabilmente ci sarà qualche altro cambio. Esatto, di assetto. Allora è qualcosa di diverso, qualcosa di assetto. Stanno rientrando le squadre, Janko che discute, Shomurodov che riceve le indicazioni da Ranieri. Vediamo chi sta rientrando in campo, se c'è Gaetano o se c'è la Padula. Aspettiamo ancora, c'è la Padula e quindi Gaetano ad uscire. Sì, quindi purtroppo dobbiamo rinunciare a Gaetano, speriamo di essere riusciti a fermare in tempo il danno. Si è preso il suo 10. Si è preso il suo 10. È importante per il nostro Gosball. Assolutamente sì, il suo l'ha fatto, almeno dal punto di vista fantacalcistico. Esatto. Assolutamente. Vito, ci sentiamo tra pochissimo allora per commentare il secondo tempo. Torneremo da Vittorio tra pochissimo, come abbiamo detto. Intanto andiamo a vedere un po' Pirola, tra l'altro, che è il nuovo entrato per la Salernitana, che è appena tornato dall'infortunio, era ancora dato tra gli infortunati, pensate un po', nel pre-partita, e quindi bisogna vedere come riuscirà ad affrontare questo secondo tempo con un Cagliari che invece dovrà essere molto più attento, soprattutto nel cercare di gestire questa partita e nel continuare il buon primo tempo svolto fino ad adesso, con un tentativo maggiore e costante di andare a sorprendere la Salernitana, soprattutto con la velocità, vista la mancanza di rapidità dei due centrali della formazione campana. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo a commentare il secondo tempo di Cagliari Salernitana. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo, Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza.
Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante brut metodo classico e Latinia, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Chiedi la tua consulenza gratuita su Energit.it. Veniamo a casa tua in tutta la Sardegna per una consulenza gratuita e per parlare di bollette più leggere, di fotovoltaico, di un impianto più efficiente. Energit, l'energia della tua terra. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta e abbiamo scoperto Pirola effettivamente difensore centrale, quindi non cambia molto nella formazione della Salernitana, perché a uscire è Manolas, quindi centrale per centrale, neanche un cambio d'assetto per quanto riguarda Liverani, probabilmente una bocciatura per Manolas, che nel corso del primo tempo era apparso prima di tutto nervoso e poi sempre in ritardo sulle offensive del Cagliari, uno degli autori diciamo così della situazione adatta con cui il Cagliari è riuscito a trovare la rete. Qualche minuto fa c'è stato uno scontro a centrocampo tra Castagnos e Nandez, che è stato colpito coi tacchetti in testa dal centrocampista appunto della Salernitana. L'arbitro non ha provveduto a dare nessuna sanzione disciplinare, solamente fischiato il fallo, ma dobbiamo dire intervento davvero pericoloso per quanto riguarda il giocatore della formazione ospite. Noi siamo pronti a immergerci nel clima e nella partita dell'Unipol Domus e lo andiamo a fare tramite la cronaca di Vittorio Sanna. 3 minuti e 10 nel corso del secondo tempo, rimessa con le mani per il Cagliari in zona d'attacco, affidato a Augello vicinissimo alla bandierina, si muove Ianco vicino a Sciomuro dove c'è anche De Iola, vediamo chi andrà a ricevere. Ianco che rende ad Augello, controlla il tentativo di cross che viene smorzato, catturato il pallone dalla Salernitana ma ribatte ancora Dossena, pallone catturato per un attimo ancora da Macumbu, De Iola lo protegge dall'arrivo di Ciaunà e lo dà verso destra dove c'è Zappa che controlla, converge dall'indietro, a vantaggio di Mina che si sposta a destra, porta il pallone, grandi falcate, scarica su Nandez che lancia lungo verso la Padula, l'intervento di Pirola che ribatte, poi ancora Mina, stoppa di petto ma gli porta via il pallone dell'avversario, di Castagnosa attaccato ancora da Nandez che ruba il pallone, il Leone ancora una volta che va via, c'è stato fallo e calcio di punizione quindi in favore della squadra cagliaritana. 49 minuti e 2 secondi, calcio di punizione in una zona interna, quella di destra, nel fronte d'attacco della squadra cagliaritana, ideale per un cross con il destro ma anche per una traiettoria ad andare verso la porta col sinistro. In effetti sulla palla c'è la Padula che poi lascia l'incarico al sinistro di Ianto che mette giù il pallone con molta calma e Chino ora sulla stessa palla guarda, a volte non possa battere a sorpresa, poi desiste dal servirlo, preferisce andare a battere verso l'interno dell'area. Tutto questo lo siamo al 50° della partita. Pronto Ianto, si è allargato verso destra invece Nandez, vediamo se il pallone andrà verso di lui. Parte il cross all'interno dell'area, il colpo di testa mancato clamorosamente da Zappa, ha mancato clamorosamente l'impatto, prima Zappa e poi De Iola, rivediamo il pallone che finisce all'interno dell'area e c'è un colpo di testa, è a calcio d'angolo, ma mi parso che l'arbitro forse ha fischiato qualcos'altro, forse un fuorigioco. Tutto questo quando è scoccato il 50° minuto, la palla è portata ancora da parte dei giocatori della Salernitana per linee orizzontali nella linea di difesa, lancio lungo per Weisman, il colpo di testa di Mina, il controllo di petto di Sciomuro dove di prima Ianco tocca per lo scatto di Lapadula, troppo largo il pallone, non scatta Nandez, palla che viene recuperata comodamente da Ochoa con le mani, con i piedi serve lateralmente per Bradalic, avanza Bradalic ma poi ritorna centralmente all'inizio poco fuori l'area di rigore e Fazio che accelera andando
verso la linea centrale, intuisce tutto Augello, break del Cagliari, Augello che porta palla da Shomurodov, interno dell'area, Shomurodov, il gol di Shomurodov, gol! In un primo momento Ochoa era riuscito a intervenire sul pallone e a rallentare la corsa della palla. Shomurodov è tornato sul pallone e lo ha ribadito in rete per il gol del 3-0. 3-0, gol di Shomurodov, primo gol in Serie A con la maglia del Cagliari per Shomurodov, che mai aveva segnato, e meno male che si svegliano al momento più opportuno. Prima la Padula e poi Shomurodov. È stato bravissimo Giorgello, in questo caso il break è il suo, il pallone per Shomurodov che ha resistito al ritorno in Fazio. Ochoa ha toccato il pallone e poi Shomurodov è andato per ribadire in gol, evitando che ci fosse il salvataggio di Pirola. Quindi gol del 3-0 da parte del Cagliari, lì nello studio. E quindi non ci poteva essere migliore rimando della linea allo studio. Grande gol di Shomurodov, Cagliari che va sul 3-0 in questo avvio di secondo tempo. Davvero ottimo il break di Augello, ma difesa della Salernitana nel centrocampo completamente addormentate, con Augello che è andato a recuperare un pallone semplice con l'errore di Fazio e poi è andato a Shomurodov, primo tiro non irresistibile, ma Ochoa anche in questa occasione davvero rivedibile, con la palla che va oltre, e Shomurodov è molto bravo ad avventarsi sulla respinta che è andata oltre il portiere, a mettere in rete il gol del 3-0, che significa primo gol in campionato per l'Uzbeko e risultato davvero importante per il Cagliari in questo inizio di secondo tempo. Cagliari che è riuscito ancora una volta a sfruttare un pallone perso in impostazione dalla Salernitana. È un Cagliari che si è disposto proprio in questo modo per cercare di andare a sorprendere la squadra ospite ogni qualvolta avesse commesso un'imprecisione. È stato effettivamente ripagato fino a questo momento dalla prestazione messa in campo e anche dal risultato che grida comunque al Cagliari 3-0. Vediamo un po' l'arbitro della giornata, l'arbitro del nostro signor Francesco Fornò della sezione di Roma, la 39esima direzione in assoluto nella massima serie. Ha diretto il Cagliari in due occasioni, in cui è arrivata una sconfitta contro il Bari nel settembre 2022, proprio nella scorsa stagione, con Liverani alla guida del Cagliari, e un pareggio contro lo Spezia nell'agosto del 2021. Ha diretto la Salernitana in 9 occasioni, in cui i campani hanno ottenuto 5 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Alla terza direzione in Serie A stagionale, nelle precedenti 2 ha maturato una media di 5 cartellini gialli a partita in questa stagione, con una sola doppia ammonizione, ma dobbiamo dire davvero tanti comunque a livello di media per quanto riguarda l'arbitro di Roma, che fino a questo momento però non ha estratto il giallo verso nessuno, anzi sta conducendo una gara abbastanza tranquilla, che nonostante la posta in palio non sta vedendo la cattiveria come principale risorsa per cercare di andare a offendere gli avversari. Chi invece è una risorsa che sembra non finire mai è il Leon Nandez, che ancora una volta è andato a conquistarsi qualche secondo or sono, un calcio d'angolo davvero importante, andando a correre su una palla persa completamente, su cui poi Pirola è dovuto andare a intervenire per mettere in calcio d'angolo e stare sicuro. Ma Nandez, che già solo con la sua presenza mette davvero tanta ansia alla retroguardia della Salernitana, che sta avendo più di qualche problema a contenerlo, soprattutto quando torna in velocità. Intanto vi diamo anche i nomi degli altri assistenti, perché naturalmente, come sapete, non c'è più la terna arbitrale, ma sono 6 i direttori complessivi. Assistenti dell'arbitro il signor Prenna e Palermo, quarto uomo Manganiello, al VAR Di Paolo e Abisso. Questo per quanto riguarda la formazione di coloro che sono incaricati di dirigere il match dal punto di vista fiscale, se così vogliamo intenderlo. Ma intanto il Cagliari, che sul calcio d'angolo conquistato, di cui abbiamo parlato qualche minuto fa, ha creato un'altra occasione pericolosa, e davvero anche nei colpi di testa, anche nella convinzione
convinzione che c'è nel cercare di arrivare sui palloni aerei. È una squadra completamente diversa rispetto a quella vista qualche settimana or sono, e da questo deve ripartire per continuare a costruire la sua stagione dopo dei periodi davvero orribili, una serie di partite consecutive non eccelse per il Cagliari. Non lo avrà neanche ad aprile, ma appunto per questo dovrà cercare di fare la maggior parte dei punti nelle partite che ci saranno da qui al mese più difficile. Intanto vediamo un po' di risultati che sono cambiati in giro per l'Europa, perché il gol del Cagliari ce l'ha un po' distratto dalla nostra visione degli altri match. In Germania, come abbiamo detto, si sta giocando, le partite sono iniziate alle 15:30 e sono 4 i match che si stanno svolgendo. L'Augusta sta battendo l'Eidenham in casa 1-0 il parziale, quindi Augusta che sta vincendo verso la fine del primo tempo. Il Bayern sta vincendo 2-1 sul Mainz, il Mönchengladbach 1-1 col Colonia, il Lipsia 1-0 con il Darmstadt. Purtroppo però arrivano brutte notizie dall'Unipol Domus, perché la Salernitana trova il gol dell'1-3, quindi Cagliari sorpreso. Molto bello l'inserimento di Castagnos al centro su suggerimento laterale di un giocatore campano. Qua Mina sbaglia completamente, si fa anticipare dal centrocampista ospite che va a segnare e a battere Scuffe per l'1-3, che a questo punto galvanizza soprattutto moralmente la Salernitana, che riesce a rimettersi vicina al Cagliari dopo appena 7 minuti dal gol subito da appunto Shomurodov. Intanto ci scrive Luigi: voleva venire a Cagliari per vincere quel clown, mettiamola così, leggiamola l'emoji, perché effettivamente quella è. Vedremo a fine partita si dice tutto. Lui ne continuiamo a parlare dopo, perché poi effettivamente la Salernitana con questo gol si riavvicina al Cagliari, e lo fa soprattutto dal punto di vista mentale, perché prendere il 3-0 in avvio di secondo tempo può distruggerti molto di più se non riesci poi subito a riavvicinarti. La squadra campana ce l'ha fatta, e Cagliari che quindi deve continuare a mantenersi concentrato, perché la partita non è terminata, e anzi adesso bisogna andare a cercare un altro gol, visto che la Salernitana si è riavvicinata, per ridistanziare gli animi, gli spiriti di una squadra disperata che, come detto Vito, adesso tenterà ancora di più il tutto per tutto per cercare di andare a conquistare dei punti importanti. Il Cagliari ora deve sfruttare ancora di più quei contropiedi che fino a questo momento sono stati determinanti, e lo devono essere anche nel tempo che rimane, visto che la spinta sarà importante da parte degli ospiti, che quindi ci proveranno fino alla fine. È incredibile, 2-3 della Salernitana che si riavvicina al Cagliari in 2 minuti, incredibile. Calcio d'angolo di Castagnos sul primo palo, tutti fermi, svetta appunto uno dei giocatori ospiti, forse proprio il nuovo entrato Pirola, e quindi 2-3, tutto da rifare con Scuffè che viene bucato sul proprio palo, e Cagliari che quindi dilapida e manda a quel paese il vantaggio finora accumulato. È tutto da rifare, e peggio rispetto a quando è iniziato il secondo tempo. Ora ci troviamo sul 3-2, ci vuole davvero concentrazione per non perdere una partita che si era indirizzata in maniera importante, e che però in appena 2 minuti è stata rimessa in discussione con un po' troppo di sufficienza, e questo è quello che non deve assolutamente avvenire nelle menti dei giocatori rossoblù, che ora devono spingersi in avanti per ritrovare il doppio vantaggio che avevano conservato fino alla fine del primo tempo. Davvero partita pazzesca che si è accesa in questo avvio di secondo tempo, con ben 3 reti in nemmeno un quarto d'ora, e Cagliari che comunque continua a confermare la propria debolezza nella parte iniziale del secondo tempo, in cui è vero che oggi siamo riusciti a trovare la rete del 3-0, ma poi abbiamo spento i motori come se fosse già finita la partita, e abbiamo preso 2 gol davvero stupidi in 2 minuti. Questo quindi purtroppo la situazione che fino a questo momento si sta svolgendo in Sardegna. Purtroppo ancora no, visto che il Cagliari è ancora in vantaggio, ma poteva sicuramente gestire meglio questo triplo vantaggio per quanto riguarda un match anche dalla forte importanza a livello di campionato, e che in questo momento è di nuovo riaperto, viste le 2 reti in rapida successione dei giocatori della squadra ospite. E intanto si sblocca anche il risultato per quanto riguarda l'altro match di cui avevamo parlato tra Sassuolo e Frosinone, 1-0 del Sassuolo
in casa con la rete al 58esimo di Torsvert, quindi vantaggio degli emiliani sulla squadra ciociara e partita che si sblocca dopo un primo tempo in parità. Vedremo se effettivamente, come detto da Vittorio nel prepartita, ci sarà un match dai tanti gol anche nell'altro campo che si sta giocando in contemporanea per questa 28esima giornata. Di sicuro a Cagliari ne sono piovuti i gol, perché quando siamo nel secondo tempo, appena iniziato da un quarto d'ora, circa 60esimo minuto, siamo sul 3-2, quindi Cagliari che era riuscito a portarsi sul 3-0 al 51esimo, e invece Salernitana che ha trovato 2 reti in rapida successione nel giro di pochissimi minuti, che anche dal punto di vista mentale hanno messo sulla cattiva strada il Cagliari, che ha subito accusato il gol del 3-1 proprio anche a livello di passaggi, anche a livello di atteggiamento. C'è Ranieri che l'aveva subito messo in evidenza con una calma richiesta davvero evidente, con i giocatori che invece si stavano facendo un po' prendere troppo dall'emozione. Infatti poi è arrivata la rete del 2-3. Qualche minuto fa Jankto poteva sfruttare meglio un bel pallone recuperato a centrocampo per servire la Padula, davvero il suggerimento impreciso e debole, senza animo verso l'attaccante peruviano, che quindi non è riuscito a ottenere il pallone e a rendersi quindi pericoloso nei confronti della porta difesa da Ochoa. È un Cagliari che deve rifare tutto, è un Cagliari che deve reimpostare la mente, che deve rimettersi in modalità primo tempo, che deve ritornare a credere in se stesso e a non buttar via il pallone, perché questa è l'impressione che si sta facendo, con un affanno sempre maggiore quando attacca la Salernitana. È una reazione che deve essere suonata dai senatori del Cagliari, che fino a questo momento erano stati anche tra i più decisivi dell'intera gara, portando lo spirito della squadra che si vuole salvare in tutti i contrasti e nella maggior parte delle azioni che hanno caratterizzato la prima metà di gara. Cambiano alcuni punteggi in giro per l'Europa, perché sono iniziate alcune partite di Premier League. Bournemouth e Sheffield United si trovano sullo 0-0 col Bournemouth che ha sbagliato un rigore. Crystal Palace sta vincendo in casa con il Luton, mentre Wolverhampton e Fulham fino a questo momento si dividono la posta sullo 0-0. Sono iniziate anche le partite in Serie B: Catanzaro Reggiana, Cremonese Como, Pisa Ternana, tutte sullo 0-0, così come 0-0 il match tra Cadiz e Atletico Madrid per quanto riguarda la Liga spagnola. Ma ciò che ci interessa maggiormente, come sempre, è il nostro Cagliari. Andiamo a vivere allora le emozioni della Unipol Domus tramite la cronaca di Vittorio Sanna. 63 minuti trascorsi, un solo gol di vantaggio, la rimessa con le mani da parte del Salernitana, con pallone tolto da Deiola e con Mina che tenta di partire dall'altra parte. Accelera Mina, porta il pallone, cerca Hernandez, gli rimbalza il pallone sui piedi, lo perde e quindi può ripartire ancora la Salernitana con Koulibaly che dà a Candreva che cerca uno spazio, non lo trova, se lo cerca e va a recuperarlo ancora per dare poi a destra per Maggiore, l'autore, anzi per il 59 Zanoli, che scambia con Ciauna, ancora la palla ribattuta da Augello, data all'indietro con Jankto che non riesce a partire, Deiola che recupera, tenta il lancio, lo sbaglia con la palla ancora in fallo laterale, Jankto a terra, i cambi da fare, Ranieri che si volta, molto nervoso Claudio Ranieri quest'oggi, ora si rivolge praticamente al primo che trova, e il primo che trova era uno che non si stava neanche scaldando, che si è scaldato prima, mi pare sia il numero 37 Azzi. Vediamo un po', al posto di Augello suppongo a questo punto, mentre ci sono anche Viola e Oristanio che stanno parlottando con il secondo di Ranieri, il primo è Viola, il secondo di Stanio. Usciranno secondo me la Padula di sicuro, e insieme a lui non è escluso che sia proprio Jankto a uscire. Vediamo la rimessa con le mani nel frattempo da parte della Salernitana, col pallone che viene servito a sinistra verso Pirola che può gestire il pallone, lo dà ancora a sinistra, non passa stavolta Brada, dice anche per il fallo in mano da parte di Zappa, e quindi il calcio in punizione in favore della squadra ospite, che dopo il 3-2 chiaramente continua a spingere alla ricerca del possibile pareggio, un pareggio che sembrava remoto dopo il terzo gol di Shomurodov. Quindi Viola, cioè Oristanio e Azzi, i tre che stanno per entrare in campo. Vediamo tra poco al posto di chi il primo ad uscire è la Padula. Ecco che la Padula esce al suo posto, non è contentissimo la Padula, dovevo dirlo, al suo posto entra Oristanio
la Padula che esce a piccolo trotto, entra Viola ed esce Ianto, come vi ho detto. Vediamo il terzo, anzi che suppongo per Augello, vediamo se sarà così, se sarà Augello a uscire per il terzo posto. No, viene tolto Nandez e questo mi meraviglia molto, mi meraviglia veramente tantissimo questo cambio. L'uscita di Nandez dal campo mi meraviglia in modo consistente. Nandez che comunque applaude questa decisione di Ranieri, saluta il pubblico, e quindi vediamo i tre Azzi, Viola e Oristanio in campo per questo secondo tempo che si è messo improvvisamente male per effetto dei 2 gol subiti dal Cagliari nel giro di pochi minuti. Calcio di punizione nel frattempo in favore della squadra ospite, è pronto Candreva a battere, il pallone non l'ha ancora toccato, lo batte ora all'indietro per Pirola che gli rende la palla. Candreva che cambia gioco dall'altra parte su Koulibaly, attaccato da Azzi, Koulibaly che riesce a dare a Zanoli, messo in mezzo Azzi non riesce a prendere la palla, Koulibaly all'indietro dove c'è Fazio che fa girare palla verso Pirola ancora a sinistra nella zona di Bradaric che rende ancora all'indietro, Cagliari chiuso nella sua metà campo ad aspettare quasi la Salernitana, Parola che ritorna ancora a Pirola, avanza Pirola portando palla, spinge nella corsia di sinistra, il passaggio per Castagnos che va verso il fondo, effettua il cross, è un tiro cross che scuffette, smanaccia per evitare la beffa, e poi la palla nella zona di Augello che va a rilanciare lungo cercando il Sciomuro dove che si piazza, il colpo di testa di Fazio, la palla lasciata sfilare da Azzi e a favore ancora della Salernitana con Ciauna che dialoga con Brada, dice ma con Ciauna che era anche in fuorigioco. Linea allo studio. Eh sì, quindi un Cagliari che è costretto a ricorrere ai cambi anche per dare maggiore freschezza e cercare di trovare la rete che distanzierebbe nuovamente la Salernitana dopo le 2 reti in rapida successione che hanno riportato il punteggio in un grande stato di equilibrio, perché poi da un parziale che vedeva il Cagliari con 3 reti di vantaggio se ne è passata a solo 1, quindi per assurdo la Salernitana ha migliorato lo score rispetto alla fine del primo tempo, anche se aveva subito il gol in avvio di ripresa. Quindi Cagliari che deve rifare tutto, deve riportarsi anche con la tranquillità della testa dove era nel corso del primo tempo, e Ranieri cerca di arrivarci tramite i cambi della panchina, quindi tramite la freschezza di Oristanio, l'intelligenza tattica e anche il piede di un giocatore come Viola e la corsa di Azzi che sul led di sinistra avrà il compito di non far rimpiangere Augello, oggi non nella migliore prestazione possibile, dobbiamo dire, nonostante l'assist per il 3-0 che ha portato poi al gol dell'uzbeko Shomurodov, che ha trovato tra l'altro la prima realizzazione in questo campionato di Serie A. Cambiano i risultati in giro per l'Europa. In Germania prima della fine del primo tempo il Bayern si è assicurato di portarsi su con 2 reti di vantaggio, 3-1 il parziale sul Mainz dopo un'iniziale riscossa della squadra ospite. Bayern che ha messo in ghiaccio il risultato almeno per quanto riguarda questo primo tempo. Poi nella seconda metà, come sappiamo, in Germania le partite sono tutte da vivere. Negli altri campi continua a rimanere la tranquillità, non ci sono grandi variazioni. Anche a Sassuolo si resta sull'1-0 tra Sassuolo e Frosinone, nell'altro match che dobbiamo guardare da vicino. Qualche minuto or sono si sono effettuati i primi cambi, oltre a quello obbligato per il Frosinone nel corso della prima metà. È uscito Gedemis per Sek nella squadra ospite, così come fuori Brescianini per Ibrahimovic, mentre nel Sassuolo dentro Mateus Enrique per l'autore del gol del vantaggio che fino a questo momento sta decidendo questa sfida salvezza tra i neroverdi e i gialloblu, ovvero Torsvert, che quindi è stato costretto ad abbandonare il campo. Questo il parziale per quanto riguarda l'altro match che si sta giocando in questo momento per il campionato di Serie A. Si è giocato anche ieri notte per quanto riguarda questa 28esima giornata, si è aperta proprio con la partita tra Napoli e Torino, andata in scena al Maradona di Napoli, il risultato finale di 1-1 per quanto riguarda appunto il match di ieri notte. Quindi
un pareggio importante per il Torino, ma che non accontenta nessuno dei due, visto anche che il Napoli si allontana dalle sue speranze Champions. Qualche minuto fa giallo per Augello, che non è uscito precedentemente al posto di Azzi, ma è uscito Nandez, quindi Azzi che avrà un po' più di libertà di stare a centrocampo e quindi di offendere, di utilizzare l'arma della sua velocità per sorprendere gli avversari. Vedremo se sarà così con Augello, che invece sarà limitato maggiormente a un ruolo più difensivo nel tempo che rimane da giocare da qui al termine del match per quanto riguarda appunto la fascia sinistra del Cagliari. Si sbloccano due risultati in contemporanea praticamente, uno in Premier League e uno in Serie B. In Premier League il vantaggio dello Sheffield United sul campo del Bournemouth, stiamo parlando anche qua di sfide salvezza. Il gol di Hammer al 28esimo quindi porta in vantaggio gli ospiti. Sheffield United che in questo momento si trova al 19esimo posto, con questa vittoria salirebbe a 16 lunghezze, cercando di rimettere in discussione una salvezza che fino a questo momento lo vede veramente lontano dalla possibilità di rimanere in Premier League, mentre un Bournemouth che si trova a centro classifica e che non sarebbe più di tanto scosso da una sconfitta in questo caso, seppur casalinga, cosa che non fa mai piacere per i tifosi venuti allo stadio che quindi sono venuti a sostenere la squadra. In Serie B invece cambia un solo risultato, quello tra Catanzaro e Reggiana, vantaggio anche in questo caso degli ospiti con Girma al 13esimo. Le due squadre nel campionato di Serie B stanno vivendo una buona stagione. Il Catanzaro in questo momento si trova quinto con 48 punti, quindi in piena zona playoff, mentre la Reggiana è a ridosso proprio della qualificazione con 36 punti nel caso dovesse arrivare una vittoria che la riporterebbero a -1 dal Cittadella, e quindi con ottime possibilità di giocarsi un posto tra le squadre che si contenderanno la Serie A nel torneo che nello scorso campionato ha vinto il Cagliari con il gol di Pavoletti all'ultimo proprio nella gara di Bari. E questo era quanto per quanto riguarda le altre squadre. Tra Cagliari e Salernitana invece la partita si sta rallentando parecchio, c'è un po' di imprecisione da parte di tutti e due dovuta alla stanchezza, perché comunque le due compagini non hanno una qualità eccelsa, diciamo così, nel palleggio, almeno non in tutti gli interpreti, e con il passare dei minuti anche la stanchezza porta entrambe le formazioni a essere maggiormente cauti e anche maggiormente imprecisi quando invece si cerca di accelerare le operazioni e di utilizzare maggiormente la qualità per portare avanti le proprie offensive. Sarà un finale di partita davvero emozionante da vivere, speriamo possa essere più tranquillo, perché il Cagliari abbia già trovato un'altra rete che lo ridistanzierebbe dalla Salernitana, ma Cagliari che oggi stava giocando una delle sue migliori partite, ma ha avuto questo blackout, 5 minuti di blackout totale, 2 occasioni per la Salernitana e 2 gol. Il problema di entrambe le situazioni è stata proprio una lentezza nella reazione rispetto a ciò che stava avvenendo in campo, e quindi è lì che ha dato forse un po' più fastidio, ha perso anche dal punto di vista mentale, perché poi i rossoblù proprio con Mina, che è uno dei leader, si sono fatti sorprendere sulla prima occasione, nella seconda invece tutti fermi con il salto sul primo palo indisturbato dell'attaccante avversario. Ha monito Castagnos qualche minuto or sono, quindi primo giallo, il fallo su Oristagno. Castagnos che quindi salterà il prossimo turno per quanto riguarda la Salernitana. Questa è una notizia che non farà piacere agli Liverani, anche perché Castagnos è uno dei giocatori più positivi della formazione campana, è anche uno di quelli che probabilmente troverà altri lidi nel suo futuro, nelle future voci di mercato. Intanto fuori Koulibaly. Allora, fuori Koulibaly e Chauna, se non ho visto male. Adesso vi andiamo a informare. Ci sono state altre modifiche alla formazione da parte di Liverani, che già ha scelto Simi al posto di Weissman nel corso di questo secondo tempo, e che quindi sta cercando di mettere un potenziale offensivo maggiore per andare all'arrembaggio della porta difesa da Scuffè in quello che manca in questa partita tra Cagliari e Salernitana.
che si sta svolgendo oggi al Luipol Domus, che per questa 28ª giornata potrebbe rappresentare un tassello fondamentale per il proseguo della stagione di entrambe le formazioni. Cambia un po' l'assetto, almeno per quanto riguarda una delle partite di Serie B, perché tra Cremonese e Como si è ancora sullo 0-0, ma dopo 12 minuti il Como si ritrova con un uomo in meno. Gabriel Strefezza, il giocatore arrivato da Lecce nel corso del mercato di gennaio, si è fatto espellere, espulsione diretta dopo 12 minuti, e quindi Como, che è già in difficoltà in questa gara appena iniziata, tra l'altro perdendo uno dei giocatori della maggiore qualità, perché comunque ricordiamo che nello scorso campionato soprattutto a Lecce Strefezza ha fatto un ottimo score per quanto riguarda la Serie A, andando a conquistarsi più volte dei punti importanti per il suo Lecce, che anche grazie a lui è riuscito ad avere una salvezza tranquilla, quindi vedremo un po' se condizionerà del tutto la partita o meno. Ma intanto Luzbeko continua a urlare 4-2 per il Cagliari. Shomurodov fa tutto da solo, si inventa la giocata, si inventa il recupero, si inventa il rimpallo, non gli interessa, va a segnare il gol del 4-2, quindi Cagliari che si ridistanzia dalla Salernitana nel momento più noioso, nel momento con meno voglia, con meno animo, forse per assurdo proprio là i valori assoluti sono venuti fuori. Errore bruttissimo di impostazione del difensore della squadra ospite, con Shomurodov colpito, che ha resistito al primo contatto, non si è fatto ingolosire dal tentare la stessa soluzione precedente, è riuscito a superare il suo marcatore, ha tirato, si è visto la conclusione respinta dal portiere, non c'è stato, e sulla respinta anche stavolta ha trasformato la palla in gol. Il suicidio di Fazio, che farà Rakiri probabilmente, tornato in albergo prima di prendere il volo per Salerno. Shomurodov ha tentato il pallonetto su Ochoa in uscita, bravo il portiere messicano in un primo momento a respingere la conclusione dell'Uzbeko, ma poi non ha potuto far niente quando la palla è ritornata lì, e quando l'ex Genoa e Roma ha portato nuovamente in doppio vantaggio il Cagliari. Il sorriso quando ha visto che c'era l'opportunità di andare a prendersi questa azione offensiva, e poi il gol che ha trasformato il nostro Eldor Shomurodov, la risorsa inaspettata, l'uomo che è tornato ma non ha fatto scalpore, effettivamente invece sta mettendo uno zampino importantissimo su questo match tra Cagliari e Salernitana. Risultato di 4-2, doppietta di Shomurodov, è entrato nel corso dell'intervallo e che ha davvero dato una mano importante ai suoi compagni in questa ripresa. Grande gol di Shomurodov, che quindi con la voglia e con la forza riporta in vantaggio di duetti il Cagliari. Ora non bisogna commettere l'errore di prima, perché siamo riusciti a riallontanarci e dobbiamo tenerli lontani questi salernitani, che ora come ora tenteranno ancora di più il tutto per tutto, e che per assurdo non hanno preso il gol del 4-2 in una ripartenza, ma un errore di impostazione del loro centrale. Quindi questo è quanto, e dobbiamo seguire con occhio il resto della partita, ma lo facciamo con l'orecchio più che altro, andando direttamente tramite la cronaca di Vittorio Sanna. L'arbitro si inventa letteralmente un calcio di punizione a favore di Ciaunà, perché Oristadio aveva mandato fuori giri, era riuscito a proteggere il pallone, lo aveva toccato sulle zone tropicali, si è appeso praticamente a una palma che c'era nella zona tropicale di Ciaunà, e lì ha strappato tutti i frutti. Ecco la ragione per la quale l'arbitro ha interrotto il gioco. È stato un colpo sotto la cintura quello che ha messo a segno in questo caso Oristanio nel difendersi dall'avversario. Oristanio che va ancora a recuperare il pallone, tenta di partire, ancora protegge la palla, la dama Kumbu si lotta, c'è il fallo ai danni di Oristanio, la vendetta di Ciaunà che dice mi ha toccato tutto, dell'orgoglio, chiaramente sto parlando di orgoglio, e qui è andato a fare un brutto fallo ai danni di Oristanio per il calcio di punizione per il Cagliari. Il raddoppio di Shomurodov è stato fondamentale, Fazio si è suicidato pagando quello che ci aveva torto quando giocava con la Roma, io non dimentico un gol di mano che ci aveva rubato letteralmente il risultato in una partita all'Olimpico. È pronto nel frattempo Mina, calcia questo pallone cercando Azzi che fa da sponda regalando il pallone ad Ochoa che ha raccolto la palla, l'ha già servita all'esterno dell'area dove c'è
il tentativo di partire ancora della Salernitana, che chiaramente è stata ridimensionata dal gol di Shomurodov, doppietta per lui all'esordio in termini di gol in questo campionato. La palla è ancora giocata a sinistra, dove c'è Bradalic che poi allarga ancora, tenta di costruire Castagnos, il pallone verso il nuovo entrato, si tratta di Simi che cerca ancora di trovare un varco, Simi che poi dialoga ancora con Castagnos che va verso il fondo, effettua il cross all'indietro, Candreva si coordina ma non inquadra lo specchio della porta, fischi per lui anche di rispetto, perché Candreva è capace di fare male, quindi quando lo si è visto coordinare un po' di paura certamente ce la siamo messa. Il pallone è terminato fuori, quindi possibilità di andare alla rimessa da parte di Scuffetti che raccoglie il pallone, prende la sua rincorsa e si prepara a calciare verso la linea centrale del campo, dove Viola discute con Ranieri, parte Scuffetti, calcia il pallone al di là della linea centrale del campo, il colpo di testa di battuta è di Fazio, poi Dossena che manda avanti, è un pallone direttamente per Ochoa che raccoglie e poi serve ancora per Fazio che va a servire verso destra nella zona in cui agisce il giocatore numero 6 entrato nel corso del secondo tempo, si tratta per la precisione di Sambia. Pallone ancora avanti con Viola che finalmente arriva in anticipo, la palla per Oristanio attaccato regolarmente da Gomis, l'arbitro non fischia, Azzi ancora per Viola con il tacco per Oristanio che dà ad Azzi che può correre, Azzi va via nel corso del corsiere di sinistra, entra in area del lato corto, Azzi tira in porta, poi Shomurodov, parata e poi Azzi che manda ancora alto. Azzi, se avessi avuto un cambio lo avrei tolto per una cosa del genere, perché poteva servire il pallone all'interno e invece è andato a cercare la gloria personale, lo aspetta a mani aperte Ranieri a centrocampo, è andato a calciare con il destro cercando gloria personale invece che servire all'interno dove c'era praticamente la possibilità di mettere la palla in rete per il definitivo 5-2. 82esimo minuto, punteggio sempre di 4-2 del Cagliari sulla Salernitana, lì nello studio. Sì, Azzi qua un po' ingordo nel cercare la conclusione verso i pali difesi da Ochoa, perché due erano gli interpreti del Cagliari che si stavano muovendo molto bene, poi addirittura sulla terza respinta dopo il tentativo anche di Shomurodov, tra l'altro ben parato da Ochoa perché stava rischiando di fare la tripletta, Shomurodov recuperando un pallone lì per lì, anzi parato molto bene dal difensore, poi Azzi si è fatto trovare in fuorigioco e il labiale di Ranieri è stato chiaro. Paolo, ma che fai? Perché effettivamente da lì bisognava servire i propri compagni e prendersi una rete del 5-2 che sarebbe stato davvero determinante in questa roccambolesca gara che sta andando in scena oggi all'Unipol Domus. 4-2, vi ricordiamo il punteggio, il vantaggio doppio del Cagliari nel corso della prima metà di gara, la Padula il primo e il secondo Gaetano che poi è uscito nel corso dell'intervallo per lasciare spazio a Shomurodov, probabilmente per un leggero problema, una botta subita sul finale di prima frazione, e poi Shomurodov che è andato a segnare prima il 3-0 dopo appena 6 minuti nel corso del secondo tempo, poi ha visto la reazione della Salernitana che in 2 minuti ha rimesso le cose quasi in pari andando sul 2-3 sempre per il Cagliari, e poi è andato sempre Shomurodov al 4-2 grazie a una rete composta molto di rabbia, molto di voglia, molto di quella componente che è una squadra che deve salvarsi, una squadra che deve fare di necessità virtù da qui a fine campionato, è necessaria assolutamente. Speriamo di aver ritrovato un interprete valido che possa aiutarci in questa nostra missione verso la salvezza. Noi ci prendiamo un attimo di pausa e poi torniamo con l'ultimo blocco per seguire fino alla fine Cagliari Salernitana. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli
consigli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo, Giulia. Io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brut metodo classico e cala silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Chiedi la tua consulenza gratuita su Energit.it. Veniamo a casa tua in tutta la Sardegna per una consulenza gratuita e per parlare di bollette più leggere, di fotovoltaico, di un impianto più efficiente. Energit, l'energia della tua terra. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta dagli studi della Corte del Sole, pronti a seguire qui su Radio Super Sound a Suon di Gol il match del Cagliari, match che si avvia verso la conclusione. Tra poco sentiremo Vittorio per l'ultimo collegamento, quello più cardine, quello più atteso del recupero, in cui ci racconterà il finale di gara tra Cagliari e Salernitana, una partita che fino a questo momento ha visto il Cagliari in vantaggio decisamente con un 4-2 davvero importante. Un Cagliari che ha perso completamente la bussola per 5 minuti a inizio secondo tempo, dopo aver anche trovato il gol del 3-0, e poi fortunatamente la caparbietà di Shomurodov ha fatto sì che si trovasse anche la quarta rete e si andasse nuovamente al doppio vantaggio. Ma è un Shomurodov che oggi è infermabile. Qualche minuto fa cartellino giallo recuperato a centrocampo con un dribbling nello stretto davvero impressionante, e invece più recentemente 1 contro 1 l'avversario puntato dritto per dritto, guardando negli occhi, calcio di punizione conquistato in zona alta, e quindi grande lavoro di Shomurodov che oggi si sta davvero esprimendo al meglio, come mai l'avevamo visto da quando veste la maglia rosso-blu. Qualche minuto fa anche tentativo direttamente da calcio d'angolo di Viola, e quel sinistro è davvero maligno, ma Ochoa è un portiere esperto che conosce questo tipo di traiettorie e che secondo me rispetta anche gli avversari con un piede del genere, quindi è stato molto attento nel mandare poi il pallone esternamente, respingendole, quindi non causando grandi problemi alla retroguardia della squadra campana, oggi ospite all'Unipol Domus. Sul calcio di punizione che Shomurodov si era conquistato, si è accasciato da solo Bradaric perché aveva voglia di fare un sonnellino, e l'arbitro ha concesso il fallo in attacco, e quindi il pallone per la Salernitana. Però effettivamente davvero nulla tra Bradaric e De Jola, con il difensore campano che si è accasciato. Fortunatamente è stato creduto, e quindi arbitro che ha comandato successivamente una punizione appunto per gli ospiti. Ci scrive Andrea da Padova: ciao ragazzi, forza Castello sempre, mi sono collegato in radio solo adesso e scopro che al Cagliari pare brutto vincere una partita in scioltezza senza Patemi. Sì, è proprio così, non ci piace fare blackout, spegnere tutte le luci e dire dai è andata, e quindi poi concedere anche agli avversari quei 5 minuti di foga, e con una Salernitana che fino a quel momento aveva creato effettivamente davvero poco, e a cui è stato concesso di rimettere in piedi la partita nel secondo tempo solo a causa di un completo blackout di tutta la formazione oggi messa in campo da Claudio Ranieri, e che invece nel corso della prima metà aveva disputato un'ottima prestazione convincente, forse la migliore dell'intera stagione. Quindi questo è un po' il racconto di quanto successo fino a questo momento
tra Cagliari e Salernitana, una partita che, come abbiamo detto, sapevamo sarebbe stata difficile, sapevamo sarebbe stata carica di emozioni, ma in cui abbiamo visto effettivamente un ottimo Cagliari che ha avuto come sempre i suoi momenti di difficoltà, e oggi fortunatamente con Shomurodov ha ritrovato il gol del 4-2, che se no farebbe vivere questi minuti finali con un'ansia decisamente maggiore, anche con una convinzione della Salernitana molto più pressante nell'andare a cercare la porta difesa da Scuffè, una Salernitana che continuerà per tentarci fino alla fine del tempo concesso oggi dal direttore di gara Forno. Vedremo quanto sarà e andiamo a farcelo raccontare direttamente dalla cronaca del nostro Vittorio Sanna. Sono 4 minuti di recupero appena iniziati, con Simi che tenta di andare via e con Vietesca che manda in fallo laterale. La rimessa in gioco sarà per la Salernitana, settore offensivo di sinistra, Candreva che si sposta lasciando a Bradaric l'incombenza, pallone giocato ancora in profondità, la chiusura da parte di Oristadio, la palla per Viola, tenta Shomurodov, Viola porta palla, ancora Viola porta palla, tenta il tiro, no, ma tutte togane sono, ma tutti che giocano per conto proprio, come Assi prima, stanno cercando tutti quanti gloria personale, non giocano per la squadra. Il pallone è ancora catturato da Bradaric, servito a sinistra, arrabbiatissimo anche Ranieri, anche per quest'altra iniziativa del tutto egoistica e personale da parte di Viola. Attenzione alla Salernitana che tenta l'attacco, il pallone all'indietro, il cross all'interno, il colpo di testa fuori area, va Shomurodov in anticipo, tenta di andare via Shomurodov, altra grande giocata, viene messo giù da Pirola. Partita straordinaria di Shomurodov, si può anche titolare così perché lo show lo sta facendo lui, è quasi preoccupati gli altri perché a quanto pare non vogliono che Shomurodov sia così a questi livelli, si sta conquistando la fiducia totale, in questo caso altro fallo conquistato mentre De Iola è a terra per crampi ma si rialza immediatamente. Calcio di punizione quindi per il Cagliari, arrabbiatissimo Ranieri per questi atti d'egoismo che ha vissuto, prima quello di Paolo Assi e ora quest'altro di Viola che poteva dare la palla a Shomurodov che invece ha cercato il tiro da fuori. Attenzione alla battuta di Mina, 91 minuti e 52, Mina che appoggia poi lateralmente a destra per il controllo di Vietesca che cerca immediatamente Zappa, troppo lungo, il pallone si perde direttamente sul fondo, gestione sbagliatissima in questo caso del pallone, per fortuna sono 2 i gol di vantaggio, è Fazio che porta avanti la palla, 92 minuti e 10, pallone a destra per l'avanzare ancora della squadra ospite, il passaggio in avanti per Ciaunà nel duello con Dossena, bravissimo a toccare il pallone, a farlo battere su Ciaunà e la palla quindi è da rimettere in gioco in favore del Cagliari. 93esimo che sta scorrendo su lungolinea, c'è Shomurodov, Assi pronto a effettuare la rimessa, si piazza Shomurodov, viene servito, il pallone ribattuto di testa da Fazio, poi ancora Ciaunà e Simi che viene fermato, la palla carambola all'indietro, Fazio la dà avanti, ancora Vietesca per Viola che tenta di impossessarsi della palla, la raggiunge, la può servire all'indietro per Zappa, da Zappa ancora per Vietesca che dà avanti per Oristanio, ottimo lo stop di Oristanio che si sposta lateralmente, dall'altra parte c'è Assi, cambio gioco di Oristanio a cercare Assi, l'intervento, il ripiegamento di Gomes che va a prendersi il pallone, a calciarlo in fallo laterale. È iniziato l'ultimo minuto della partita, sarà probabilmente rimessa con le mani, lo vediamo, calcio d'angolo addirittura, angolo perché la palla era uscita, quindi sarà calcio d'angolo per il Cagliari, si incarica della battuta Assi con Mina che va in attacco, si avvicina anche Viola, il tocco è per lui, Viola che protegge il pallone, va giù, non c'è fallo, ancora scalciato più volte a Candreva che lo stende, cioè intervento dell'arbitro e calcio di punizione, lo ha praticamente sradicato dal terreno per effetto di quel che tentava di fare Viola, cioè proteggere la palla. Calcio di punizione per il Cagliari a 12 secondi dalla fine, Candreva che aiuta Viola a rialzarsi mentre Assi è sul pallone, un pallone che ne arriva un altro, praticamente Oristanio ne vorrebbe battere uno suo e uno per gli altri, vediamo un po', uno viene mandato fuori, Dossena chiede la palla dentro l'area, l'arbitro non fa fischiare
non fa battere neanche il calcio di punizione, il Cagliari batte la Salernitana per 4-2, potevamo risparmiarci un po' di sofferenza, stiamo lottando, e uso il plurale, stiamo lottando per la salvezza, non siamo una banda di individui alla ricerca di consensi e di apprezzamenti personali. Questi atti di personalismo non sono assolutamente tollerabili e mi auguro che Ranieri in questo senso si faccia sentire. Incammeriamo i 3 punti, gioiamo per questo, ma notiamo anche le cose che vanno corrette, perché proprio quando si vince c'è la possibilità di correggere ancora di più quelli che sono atteggiamenti che non devono esistere. La gioia di Shomurodov, autore di una doppietta, eroe di questa partita, è la gioia di tutto l'Unipoldomus che festeggia questi 3 punti fondamentali. Eh sì, 3 punti fondamentali per il Cagliari, che quindi sale a 26 in classifica. Ma intanto, Vitto, ti do anche un'informazione sull'altro match, quello tra Sassuolo e Frosinone, perché al 90° il Frosinone ha avuto la chance più grande per ottenere il pareggio con un rigore di Caio Jorge sbagliato, e quindi punteggio che rimane sull'1-0 per il Sassuolo, che se dovesse vincere rimetterebbe tutti dentro praticamente, Vitto. Assolutamente sì, ma è quello che abbiamo detto, che effettivamente sono tante le squadre, lo stesso Frosinone adesso rischia di essere veramente nella bagarre. Noi dobbiamo fare i punti, dobbiamo farne a Monza, dobbiamo farne contro il Verona quando rientriamo a Pasquetta, ci obbligano alla Pasquetta qui, io porterò anche la roba per arrostire, così almeno abbiamo la possibilità di festeggiare Pasquetta come si deve, e vediamo un po' quello che succede, perché effettivamente stiamo affrontando un momento delicatissimo del campionato e non possiamo assolutamente mollare proprio adesso, perché poi il calendario ci metterà nella condizione di dover stare particolarmente attenti. Eh sì, proprio così. Intanto ci scrivo al nostro 340-516-036 3 punti importanti alla prossima Luigi con il cuori rosso-blu, e invece Andrea da Padova: ciao ragazzi e forza Castello sempre, mi sono collegato in radio e scopro il Shomurodov, ha scritto solo Shomurodov proprio ebbrezza uzbeka oggi all'Unipoldomus. Dobbiamo dire grandissima gara di Shomurodov, Vitto, che ha messo in campo proprio quella grinta, quella voglia di far bene, di raggiungere il risultato, perché entrambi i gol sono gol di voglia, di insistenza. Sì, assolutamente sì, e sono contento che sia così, perché Shomurodov è un giocatore che quando ha giocato la prima punta, avendo la fiducia della gente, è stato un calciatore capace di fare tantissimi gol. Soffre nelle grandi squadre, soffre la concorrenza, e da questo punto di vista però oggi ha dimostrato che il suo valore non è un valore effimero. Magari da questo momento in poi potremo anche scoprire di avere un attaccante che in Serie A i gol li sa fare. E speriamo davvero che possa arrivare questa notizia, questa consapevolezza, se così vogliamo chiamarla. Ci scrive il nostro Manuele da Cagliari: forza Cagliari. Oggi dobbiamo dire comunque qualche insufficienza, è stato molto brutto quei 6 minuti, 10 minuti, si è un po' rivista l'incubo della non concentrazione del Cagliari, che poi spesso in tante partite, come abbiamo detto, Vitto, è stata la chiave, la causa principale delle sconfitte rossoblu. Anche oggi sembrava che stessimo indirizzando la partita verso la rimonta avversaria. Fortunatamente siamo riusciti a rimetterla nei binari giusti, ma anche vedendo poi effettivamente i dati della partita, si scopre una partita che abbiamo giocato in modo veramente cinico, Vitto. Sì, è vero, però anche nel finale abbiamo visto delle cose che non sono piaciute non solo a me, perché ti ho detto, Ranieri non è qua in campo. Ranieri è andato in spogliatoio arrabbiatissimo per il finale, perché ha visto i suoi giocatori non giocare da squadra, giocare ognuno per conto proprio. Questa cosa non gli è piaciuta affatto. Prima Paolo Anzi e poi Viola, e potevano arrotondare il risultato servendo il pallone ai compagni, e non l'hanno fatto, e questo è un brutto segnale, perché bisogna essere tutti uniti in una causa comune e non pensare ai propri sofismi, ai propri egoismi. Un Cagliari che fa un balzo in classifica importante con i 26 punti. È vero che devono giocare tutte le altre, ma poi effettivamente voglio parlare con ciao Ricky, come va? Non è Ricky, è un altro.
vengono a cercare di parlare con te. Vengono tutti a cercare di parlare con noi. Esatto. Vogliono dare la loro opinione su a suon di gol, come è giusto che sia. Poi quando si vince è sempre di più, no? È normale. Esattamente così. Anche che sia così. Non è ancora finito il match tra Sassuolo e Frosinone, siamo al 97esimo. Prima di salutarci vi diremo anche come è terminata questa altra partita che si stava giocando in contemporanea con il Cagliari che quindi sabato prossimo va a affrontare in trasferta il Monza. Partita complicata perché il Monza, soprattutto tra le mura amiche, è una squadra che ha tante sicurezze e tanta fiducia nei propri mezzi, ma anche stavolta dobbiamo andare senza guardare in faccia nessuno, giocare ordinati e fare la nostra partita, perché poi abbiamo visto che effettivamente quando abbiamo fiducia nei nostri mezzi, quando abbiamo la tranquillità nel gioco, sappiamo fare anche le cose difficili. È verissimo Andrea, però guarda un po' il cammino del Monza ultimamente, non è questa squadra che travolge tutti, perché effettivamente qualche esitazione l'ha avuta anche in scontri con squadre della nostra portata. Ha perso ad esempio male ad Empoli una delle sue gare, quindi non dobbiamo assolutamente pensare, dobbiamo smettere di pensare agli altri come dei giganti, lo possiamo essere anche noi, ma dobbiamo stare uniti. Io questa cosa oggi è un po' quella che mi rovina la vittoria, quello di aver visto quei 5 minuti in cui abbiamo perso la bussola per eccesso di sufficienza e i 2 atti di egoismo nel finale. Sono 2 sottolineature che non posso permettermi di non fare per una squadra che deve trovare la compattezza, l'unità assoluta nel momento in cui deve cercare la salvezza. Sì, è proprio così, ci vuole unione di intenti, ci vuole grande spirito, grinta e voglia di arrivare al risultato, e ci auguriamo che nelle prossime settimane non riassisteremo a dei momenti del genere di grande egoismo in cui si cerca più la gloria personale, il carro dei vincitori col proprio nome, che poi l'interesse della squadra. Noi siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora 2 minuti. Vito, vuoi far notare qualcosa in particolare? Oggi ottima la partita di Zappa, dobbiamo dire, anche la difesa comunque ha avuto delle buone, cioè comunque un buon continuum, c'è stato quel momento di calo, ma effettivamente anche il reparto difensivo oggi non ha fatto malissimo. No, assolutamente no, in particolare ancora una volta una grande partita a mio giudizio di Dossena, che è stato bravo e è stato capace di tenere molto bene la difesa. Qualche leggerezza, ma secondo me è legata anche al fatto che sia macchinoso come giocatore della parte di Milan, ma la coppia funziona. Sull'esterno abbiamo pagato tanto con Augello non ha fatto la sua miglior partita. È vero che ha lanciato al gol Shomurodov in occasione del 3-0, ma è stato vero che poi in fase difensiva ha faticato tantissimo e sono arrivati i pericoli maggiori dalla sua corsia. È una corsia che dobbiamo assolutamente migliorare anche in futuro, perché l'alternativa ad Augello è un attaccante, non è un difensore, e da quella parte paghiamo parecchio. Sì, una fascia sinistra che andrà poi tappezzata, va un po' risistemata, soprattutto quando si sarà più tranquilli a fine stagione. Ora come ora dobbiamo continuare a spingere sui ragazzi che abbiamo in formazione. Intanto è finita l'altra partita, Vitto, non è azzeccato il Sassuolo che vinceva, ma non è azzeccato il gran numero di gol. 1-0 risultato finale. Anche perché Cagliari già ha sbagliato il rigore, quindi ecco perché non li ha azzeccati. Sì, io avevo gol, quindi sono assolutamente dalla tua parte. in questo caso nella Madrigale avevo 1, quindi è andata bene. È andata bene, meglio così. Noi siamo praticamente in chiusura, Vito, ti ringraziamo, ci risentiamo sabato prossimo per commentare Monza Cagliari. Benissimo, grazie a tutti e buon proseguimento di serata. Ciao Andrea. Ciao, io sono Andrea Sanna e vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend su Radio Super Sound, la radio che l'accendi, ti accende. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a suon di gol. Radio Super Sound. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza.
Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Chiedi la tua consulenza gratuita su Energit.it. Veniamo a casa tua in tutta la Sardegna per una consulenza gratuita e per parlare di bollette più leggere, di fotovoltaico, di un impianto più efficiente. Energit, l'energia della tua terra. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto